Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10. Gli ospiti che si alterneranno accanto a me sono Uberto Fortuna Drossi di Trieste Città Metropolitana e Giorgio Cecco di Civica Idea Giuliana. Come sempre leggeremo segnatamente Il Piccolo e il Corriere della Sera e rivedremo anche alcuni dei servizi che abbiamo trasmesso nell'edizione di ieri del telegiornale. Prima però, come sempre, apriamo intanto ricordandovi che il numero di telefono per intervenire in diretta è 040 977 8910 e che l'indirizzo di posta elettronica è svegliatrieste@tele4.it. Vediamo però il meteo. Almeno fino a domani il promontorio anticiclonico di origine nordafricana garantirà tempo stabile e caldo. Lunedì il possibile passaggio di una saccatura potrà determinare un aumento dell'instabilità atmosferica. Quindi per oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Sulla costa e sulle zone orientali nella notte e al mattino soffierà Borino, poi Brezza. Per domani su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso, temporaneamente variabile, specie sulla fascia occidentale al confine con il Veneto. Diamo un'occhiata, già che ci siamo, anche a domenica. Su pianura e costa sereno e caldo con Brezza, sui monti sereno al mattino, variabile in giornata, con la possibilità di qualche pioggia sparsa o qualche isolato rovescio sulle zone interne. Zero termico a 4.200 metri circa. Questa è la prima pagina del Piccolo, la ingrandiamo giusto un attimo per poterla leggere meglio anche assieme a voi. Subito sotto il titolo Scienze della vita, la regione al centro di una rete nazionale, le fondazioni bancarie e il risico, spettatori non indifferente. Allora, cammino via in aula un voto maratona, ripresi i lavori, sul tavolo i 3.000 atti di cittadini e residenti dell'area. Il progetto avanti con la seduta, prevista una nuova protesta in piazza. Crisi internazionali, Israele pronto ad attaccare l'Iran ed è notizia almeno di questa notte che l'attacco c'è stato. Vediamo se forse i siti internet dei giornali possono dirci qualche cosa in merito. Israele è ondata di attacchi contro l'Iran, colpiti siti nucleari e militari, Tel Aviv uccisi il capo di Stato Maggiore e la guida dei Pasbaran, Trump, Teheran non può avere la bomba atomica, così Netanyahu ha deciso di attaccare Teheran, l'ordine dato lunedì, la telefonata con Trump e il sogno di ridisegnare il Medio Oriente. Teheran accusa, gli Stati Uniti hanno aiutato Israele, responsabile delle conseguenze, la Casa Bianca nega azione unilaterale. Bunker nelle montagne, sabotaggi e aerei per le ricognizioni, così Tel Aviv si è preparata a colpire il cuore militare dell'Iran. Allora, poi fiamme, fumo tra Sgonico e Santa Croce, 5 i focolai, tratto chiuso e lunghe code, c'è l'ombra del dolo. Alcuni piccoli pazienti palestinesi sono stati accolti a Padova per delle cure. Il 16 giugno parte il Bloomsday. Abbiamo qualche sommario di cronaca e poi Trieste e Tesser, l'accordo non c'è. Di tutto questo, su tutto questo poi torneremo perché alcuni dei nostri servizi sono stati poi dedicati proprio a questo. Prima però vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, subito sotto il titolo Gli Stati Uniti, migranti dico no alle città santuario, questo dice il procuratore federale, poi Alessandra Moroso, in turco il pancione do voce alle donne. C'è da dire che parecchie donne col pancione fanno lavori anche quotidiani, anche forse un po' più faticosi, ma sembra che le celebrità conoscano soltanto le loro realtà e non le altre, ma comunque. Le richieste della NATO sospese e difesa, i paletti della Meloni, la premier a Rutte servono elasticità e gradualità, la leader anche dice io e Trump ci capiamo
e poi vedrò il Papa. India, schianto dopo il decollo, più di 290 vittime, il carabiniere ucciso alla vigilia della pensione, identificata la donna morta a Villa Pamphili, trovati resti umani e slip a casa del killer di Denisa, e anche Massimo Gramellini si occupa della morte di questo carabiniere a pochi giorni dalla pensione. Leggiamo, speriamo che non sia il solito. Allora, il destino aspettava il brigadiere Allegro Taglie Carlo su una strada di campagna del Brindisino, a meno di un mese dal suo 60° compleanno e a pochi giorni dalla pensione. Il brigadiere aveva grandi progetti per il dopo, anzitutto un viaggio con la moglie preparato nei particolari. Da Ostuni, dove abitavano, sarebbero andati in Sicilia a trovare un amico e poi l'avrebbero girata tutta in moto, mandando le foto dell'impresa alle gemelle, le figlie adolescenti rimaste a casa. Ieri, durante uno dei suoi ultimi turni di lavoro, non proprio l'ultimo ma quasi, c'è stato un inseguimento. Quando i banditi lasciano l'auto per scappare a piedi, le Grottaglie potrebbe restare in macchina. Perché rischiare ancora una volta la vita alla vigilia del congedo? Ma queste sono le domande che ci facciamo noi. Il brigadiere fa rima con dovere, scende dall'auto di servizio con un collega e rincorre i banditi, 2 professionisti del ramo che hanno quasi 60 anni come lui, solo che loro in pensione non vanno mai. Uno si volta e spara, il colpo raggiunge l'arteria iliaca ed è come se una bomba esplodesse nel cuore. Quante probabilità ci sono che il proiettile di un bandito perfori l'arteria iliaca di un carabiniere in movimento alla vigilia della pensione? 1 su 1 miliardo? Nessun algoritmo sarebbe in grado di darci una risposta plausibile, solo il destino a cui stavolta non ci inchiniamo, mentre ci inchiniamo alle Grottaglie Carlo, brigadiere che sognava di girare la Sicilia in moto. Allora, andiamo invece torniamo al piccolo, vediamo di che cosa si occupa la seconda pagina. Scienze della vita, la rete nazionale, in Friuli Venezia Giulia previsti 19 milioni di investimenti, hub in Porto Vecchio a Trieste. Container, la rottura MSC Maersk manda in crisi Trieste, Molo VIII, IMEC e intermodalità, i primi dossier per Guerrieri. Quindi abbiamo ancora carne al fuoco per quanto riguarda i nostri servizi. Israele è pronto a colpire l'Iran, poi siccome già abbiamo pochi problemi, il ministro della difesa degli Stati Uniti avverte che c'è un piano degli Stati Uniti per invadere Panama e la Groenlandia. L'integrazione dei Balcani nell'Unione Europea, Italia protagonista del rilancio, questa credo fosse una tavola rotonda all'Ince. Poi piccoli palestinesi arrivati a Padova, il corpo ferito, la paura negli occhi, si tratta appunto dei bambini rimasti feriti dai bombardamenti israeliani. Zaia, servono regole comuni sul terzo mandato in regione, opposizioni bocciate dai referendum, Meloni presenta il conto agli avversari. Allora, fermiamoci qui intanto e andiamo avanti con i servizi. C'è stato, per quanto riguarda la Triestina, uno stop probabilmente definitivo per quanto riguarda la conferma di Attilio Tesser sulla panchina della Triestina, nonostante la disponibilità da parte di Tesser a scontarsi una parte cospicua del proprio ingaggio. Vediamo allora il servizio di ieri di Marco Stabile. Dopo la conferma nella posizione di direttore sportivo di Daniele Delicarri con un biennale, sfuma pressoché definitivamente la possibilità di continuare ad avere Attilio Tesser sulla panchina della formazione rosso-labardata, nonostante la volontà del mister di Montebelluna di rinunciare a una cospicua somma di denaro rispetto al contratto in essere e dopo aver contribuito in modo decisivo all'impresa sportiva della salvezza, per cui martedì è stato premiato in comune dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, non è stato trovato un accordo con la dirigenza della
della Triestina. Quello che filtra come essere un dimezzamento del budget sportivo dell'Unione su tutti i fronti e l'impossibilità di dare forma a una squadra che possa credibilmente affrontare l'obiettivo salvezza a partire dai 9 punti di penalizzazione pone di nuovo in salita il percorso della Triestina Calcio. Resta da capire come, se e quando la proprietà americana intenderà parlare alla città e alla tifoseria, chiarendo quello che sarà il programma sportivo o, in alternativa, la programmazione volta alla messa in vendita del sodalizio. Quest'ultima ipotesi è la più auspicata sia dal fronte dei tifosi, che hanno già ritirato lo storico marchio, sia dal fronte istituzionale. Vedi le parole del sindaco di Piazza, che ha riferito ripetutamente in occasioni pubbliche della messa in guardia da parte del sindaco Brugnaro sui dirigenti arrivati dal Venezia a Trieste, ma anche le più recenti dichiarazioni del presidente della regione Fedriga, ricordiamo il marchio FVG sulle maglie, che ha parlato del presidente Ben Rosenweig in questi termini: mi chiama al telefono solo quando ha bisogno di qualcosa. Allora, questo per quanto riguarda la situazione della Triestina. Ieri poi c'è stato anche, ci sono stati code e disagi sul raccordo autostradale del Carso in seguito ad una serie di incendi che si sono sviluppati a lato della carreggiata a partire dalle 11 del mattino. Vediamo anche in questo caso il servizio. Sterpagli in fiamme lungo il raccordo autostradale del Carso, 5 focolai sviluppatisi a distanza ravvicinata che hanno messo a dura prova i vigili del fuoco, riverberandosi anche sul traffico con code che hanno raggiunto i 3 km all'altezza di Sistiana. Una giornata calda su tutti i fronti, quella affrontata da pompieri, protezione civile, polizia stradale e tecnici dell'ANAS, impiegati da una parte sullo spegnimento delle fiamme, dall'altra sul regolamentare la circolazione autostradale in una situazione quanto mai complessa, acuita dalla mole di tir che transitavano sulla direttrice che collega il porto all'autoporto. Ma andiamo con ordine. Il rogo è divampato su un fronte di circa 500 metri a lato della carreggiata, nel tratto fra Sgonico e Prosecco in direzione Trieste. Le fiamme si sono innescate in più punti. Non è chiara l'origine, ma la possibilità di mozziconi di sigaretta gettati a lato della carreggiata rimane più che probabile. L'incendio è stato contenuto fra le 11 e le 13 circa, ma le alte temperature hanno reso necessaria, dopo l'azione delle pompe idrauliche delle camionette dei pompieri, i ripetuti getti d'acqua dall'alto dell'elicottero della protezione civile su tutto il fronte boscato interessato. I focolai infatti rischiavano di ripartire dopo un primo spegnimento. Per consentire le operazioni è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto stradale interessato in direzione del capoluogo giuliano. Da qui le lunghe code prima e l'uscita obbligatoria poi direttamente dall'Isert alla strada costiera. In seguito alle prime operazioni di bonifica è stata riaperta solo la corsia di sorpasso. Per completare l'operazione, oltre a tutti i mezzi disponibili da Trieste o Picina, sono partiti alcuni distaccamenti dei pompieri di Monfalcone con a supporto anche la forestale. Mentre si interveniva su questo fronte si è sviluppato anche un secondo incendio all'altezza di Fernetti che ha colpito una cinquantina di metri di area boscata. Allora, andiamo avanti con la lettura dei giornali. Io direi che possiamo tranquillamente passare al Corriere della Sera. Vediamo le pagine interne, anzi non le vediamo ancora, adesso cominceremo a vederle. Dunque, le pagine interne del Corriere della Sera trattano subito dopo la prima, appunto, il disastro aereo avvenuto in India. Il Boeing 787 precipitato su uno studentato, oltre 260 le vittime, 60 gli europei. 5 fasi, la rapida perdita di potenza, cos'è successo in quei 28 secondi? Queste sono le prime ricostruzioni appunto del disastro. L'unico sopravvissuto seduto sul posto 11A, intorno tanti corpi, ha raccontato. Vishwas ha perso il fratello e è un residente in Gran Bretagna, e poi lo vedete che si reca sulle sue gambe verso l'ambulanza. Ci sono stati dei precedenti recenti. A gennaio a Washington 67 persone sono morte nella collisione tra un aereo e un elicottero.
Nel Natale del 2024 un aereo dell'Azerbaijan Airlines in volo da Baku a Grozny viene colpito per errore da un missile russo, e ancora nel Nepal nel gennaio del 2023 un aereo della Yeti Airlines partito da Kathmandu si era schiantato in fase di atterraggio, morti i 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Allora, spese NATO. Vertice Meloni-Rutte, la linea italiana, obiettivo in 10 anni, la richiesta di più fondi, la Premier propone gradualità, Crosetto nessun accordo sul 5% del PIL. C'è qualche tensione sulle nomine degli ambasciatori, intanto si sa che il nuovo ambasciatore italiano a Washington sarà Marco Peronacci. Qual è il budget per le forze armate? Perché adesso dovrà aumentare, qui c'è una sorta di ricostruzione, domande e risposte. Quanto spende l'Italia per la difesa? Perché l'Italia dovrà aumentare la spesa? Quanto dovrà spendere di più il nostro Paese? Quali spese potrebbero essere incluse nell'aumento degli stanziamenti per la difesa e come l'Italia potrà finanziare l'aumento della spesa, che è formulata male. L'Italia come potrà finanziare l'aumento della spesa? Come l'Italia potrà finanziare? Vabbè, insomma, queste sono cose da fastidioso, quale io delle volte sono. E c'è anche qui, vedete, in relazione al PIL, una tabella su come gli stati contribuiscono. Vedete che in relazione al PIL lo Stato che contribuisce di più viene ad essere la Polonia, poi l'Estonia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, la Turchia, la Francia, l'Italia, poi ancora Canada, Lussemburgo, Slovenia e Spagna. La Spagna è quella che spende di meno. Sempre sul Corriere della Sera, un'industria ucraina forte per sostenere il suo esercito, l'auspicio della riunione dei paesi di Weimar Plus, poi il bilaterale Italia-Germania, Tajani, visione comune, ancora Giorgetti stretto tra due fronti, difesa, per arrivare al 3,5% bisogna trovare altri 40 miliardi. Spunta lo sconto fino al 2027 per quanto riguarda l'IRPEF sui redditi da 28 a 60 mila euro. E qui la storia del brigadiere ucciso da un rapinatore, era a un passo dalla pensione, lo scontro a fuoco dopo un inseguimento, colpito a morte anche un bandito. Dunque adesso qui abbiamo delle immagini, nella foto grande la gazzella su cui viaggiavano i carabinieri e la lancia dei banditi che però io non vedo, si vede che si intravede o forse sarà nell'altra pagina. Questo è il brigadiere Le Grottaglie e poi ancora i rilievi nella zona dove è accaduto. Il dolore delle due figlie, le gemelle, non sarà mai un addio, e poi c'è un'intervista con il parroco che dice loro e la madre persone serie e riservate. Sì, vedete appunto che questa è la macchina dei banditi. Il ricordo del maresciallo Guardo, amico fraterno della vittima, una vita al radiomobile, era lo zio di tutti noi, collega che non si negava mai e compagnone nelle cene. Voglio far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore, ha scritto Mattarella. Sdegno per l'efferata violenza contro un uomo in divisa colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini, ha scritto Giorgia Meloni. Non ci sono altri commenti, quantomeno non evidenziati dal Corriere della Sera, e qui invece, come vedete, una pagina che è stata, come dire, annullata, mettiamola così, dall'attualità, perché il raid sull'Iran da parte di Israele c'è stato. Vediamo come sulla pagina online di Repubblica come viene raccontato. Prima abbiamo letto per quello delle pagine del Corriere della Sera.
Allora, qua è pieno di... Dunque, Israele attacca l'Iran, raid sui siti nucleari, Khamenei avranno dura punizione, Teheran lancia 100 droni e il ministro degli esteri degli Stati Uniti dice gli Stati Uniti non sono coinvolti. Il colpo al cuore, la Repubblica, il colpo al cuore alla Repubblica Islamica, a Tel Aviv si corre nei rifugi per timore della risposta, doppio assalto, disinnescate le difese, un'operazione concepita come una guerra, Netanyahu colpito il cuore del programma nucleare, andremo avanti per giorni, forse si distrarranno da Gaza, l'annuncio della TV di Stato e le colonne di fumo dai palazzi della capitale. Allora, torniamo alla lettura delle pagine interne del Piccolo, che torna a parlare della morte di Samuel Pellegrino, il campione di rugby, danni del maltempo in Friuli Venezia Giulia, ristori per 96 comuni. Siamo collegati con la sala operativa della polizia locale, c'è con noi l'agente scelto Fabrizio Morello, che saluto e ringrazio e al quale cedo la linea, come sempre per avvertirci se ci sono provvedimenti particolari di viabilità e traffico. Poi anche le chiedo subito, agente Morello, come è andata la notte, tutto tranquillo? Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. La notte è andata abbastanza tranquilla, abbiamo avuto solamente un brutto incidente verso la mezzanotte, uno scontro tra due ciclomotori. I ragazzi si sono fatti abbastanza male, ma diciamo sono fuori pericolo. In via Schiaparella, all'intersezione con via dei Colletti, sono intervenute le nostre pattuglie, il 118. Allora, volevo ricordare che continua la chiusura della Galleria San Vito, oggi è l'ultimo giorno, dalle ore 22 alle ore 25. Inoltre è chiusa ancora la via Marenzi, in discesa da via Mulino a Vento a causa del cedimento di un tommino. La ditta responsabile dovrebbe ripristinare il tutto in giornata. Inoltre vi è la chiusura di via del Bosco nel tratto tra via Vittoria e via Bernin per dei lavori. Oggi vi ricordo che si celebra il 163esimo anniversario del Corpo della Polizia Locale di Trieste e la cerimonia si terrà nel corso della mattinata, inizierà verso le ore 10 nel castello di Miramare, presso la piazzetta del castello stesso. Questo è tutto per oggi. Grazie, allora buon compleanno, insomma, come Grazie, so che è banale dirlo così, ma va bene, se ci sono novità da segnalare noi siamo a disposizione, altrimenti ci risentiamo alle ore 13:20 nella prima edizione del nostro telegiornale. Grazie agente Morello, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Allora, occupiamoci adesso di cronaca. Un triestino è stato truffato da una finanziaria, è uno dei tanti, perché questo è stato un lavoro, insomma, della Guardia di Finanza nei confronti di falsi broker siciliani che fra l'altro hanno raggirato persone in tutta Europa. E il triestino vittima del raggiro ha 86 anni. C'è anche un 86enne triestino truffato per oltre 60.000 euro fra le 200 persone finite nella rete criminale dei 15 falsi broker siciliani denunciati dalla Guardia di Finanza di Pordenone. I raggiri avevano fruttato 3 milioni di euro in 2 anni. Le accuse sono quelle di truffa e abusivismo finanziario. Partendo dalla querela presentata da un anziano pordenonese che aveva investito oltre 75.000 euro in criptovalute, poi rivelatisi inesistenti, il nucleo di polizia economica finanziaria delle Fiamme Gialle pordenonesi ha ricostruito l'operatività dell'intero gruppo di falsi promotori finanziari che attraverso 36 società schermo costituite nel Regno Unito e Romania, Ungheria e Polonia hanno sottratto i denari agli ignari investitori convinti di stare interagendo con agenti e intermediari autorizzati e sotto la loro direzione di stare effettuando delle vere operazioni su piattaforme di trading. Tra le persone raggirate non solo italiani ma investitori di mezza Europa. Un elemento questo che deve spingere sempre più gli utenti in questo tipo di operazioni a fare attenzione e a rivolgersi solo a entità economiche certificate e riconosciute. Concluse le indagini, la Procura di Pordenone ha trasmesso il fascicolo per competenza territoriale a quella di Palermo, che ha rinviato a giudizio i 4 promotori del sodalizio. Allora,
Queste tra l'altro vi facciamo vedere le immagini, alcune immagini dell'incidente cui faceva riferimento l'agente Morello. Sono alcune immagini che si riferiscono proprio a questa notte in via Schiaparelli. Ne abbiamo anche di più che possiamo farvi vedere magari in forma ridotta. Penso siano queste, però sì. È questa, perfetto. Ok, ecco sì, difatti adesso riconosco meglio la zona. Ne abbiamo ancora qualcuna, per fortuna, da quanto abbiamo compreso, nonostante la botta sia stata notevole, le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi, e questa è la cosa più importante. Allora, dunque, eravamo al Corriere della Sera, andiamo ad andare un pochettino avanti. Questi sono appunto sempre per quanto riguarda l'attacco di Israele all'Iran, e qui altro fronte di preoccupazioni seppure interne per gli Stati Uniti. Parte la battaglia legale, soldati impiegati sempre, nuove proteste per la parata militare di sabato, manifestazioni in 1500 città sotto lo slogan No Kings. Gli emigrati si spaccano la schiena, ma sono costretti a nascondersi. Vivo in Messico, ma dove mi sento più sicura. Dice una donna intervistata una scrittrice, chiedo scusa, Sandra Cisneros, non è che posso conoscerle tutte, che vive in Messico. Il procuratore federale: non esistono città santuario, le autorità locali si rifiutano di cooperare con i federali. Piani per invadere Panama e Groenlandia, siamo pronti a tutto, dice il ministro della difesa degli Stati Uniti. Andiamo avanti, Stati Uniti in fiamme, la scelta del Papa, un discorso in video alla sua Chicago. Domani l'evento programmato della diocesi della città in concomitanza con la parata voluta da Trump. Dall'esilio ai sorrisi di Leone, padre Georg ritorna in Vaticano, ai pranzo con i nunzi, anche il fedelissimo di Ratzinger, che ebbe dei problemi con Papa Francesco. Georg Genswein è stato ordinato diacono nel 1982, presbitero nel 1984 e arcivescovo nel 2012 da Papa Benedetto XVI. Nel 2012 Ratzinger lo nomina prefetto della Casa Pontificia, confermato da Papa Francesco. Nel giugno del 2023 conclude l'incarico. Caccia agli stranieri in Irlanda del Nord, bandiere alle finestre per evitare attacchi. I raid di incappucciati dopo l'arresto di 2 ragazzi per un tentato stupro. C'è chi espone la bandiera del Regno Unito. I migranti respinti, la Corte europea dice no al ricorso contro l'Italia. Ancora avanti, poi arriveremo alla pubblicità. Meloni: presto incontrerò il Papa. Musk ha fatto bene a chiedere scusa, credo, a Trump. La Premier alla festa di Libero: il leader degli Stati Uniti è coraggioso e schietto come me, ci capiamo. Vannacci frena per il terzo mandato e scatena altri malumori sulla Lega. La stoccata della Meloni per quanto riguarda il referendum, una consultazione sulle opposizioni e l'esito è stato chiaro. Giustizia, avanti sulla responsabilità civile. Marina Berlusconi ricorda il padre e auspica riforme. L'anniversario è stato ricordato in Parlamento. Per quanto riguarda invece il CNR, si sbloccano le nomine. Il ministro Bernini ha indicato i membri del CDA, quindi è stata superata un'altra impasse troppo tipica del nostro paese. L'ex leader della CISL sbarra nella squadra di governo, sarà il sottosegretario per il Sud, nomina
su proposta della Meloni, e c'è una serie di attacchi da PD e il Movimento 5 Stelle. La 5 Stelle Appendino è piuttosto tranchant, è un premio fedeltà. Dialogo con gli ex nemici è una tenda riformista che punta al 6-7% dei voti, la nuova vita di Renzi. Incontri da Cooperlo a Bettini, il tour nelle feste dell'Unità. L'ex premier lavora a un soggetto politico alleato a PD e Movimento 5 Stelle. Si parlasse un po' con Conte, perché credo che, insomma, e non mette veti a Calenda. Allora, andiamo siamo oltre, andiamo alla pubblicità, poi torniamo in studio. Allora, parliamo del dibattito sulla cabinovia. Maratona in aula le voci e i timori di chi rischia l'esproprio. Vediamo il nostro servizio. È ripreso appunto il dibattito sulla variante accesso nord relativa al tratto di cabinovia previsto su Bosco Bovedo. Intanto il Comitato dei Contrari organizza per domani una nuova protesta in piazza. Riparte dalle osservazioni dei cittadini, più di 3.000, e dalla polemica sui sondaggi, l'infuocata maratona in aula sulla cabinovia. Al centro del dibattito la variante al piano regolatore accesso nord, necessaria per realizzare il tratto che dovrebbe sorvolare il Bosco Bovedo. Immediato l'attacco delle opposizioni. Più di 3.000 osservazioni e opposizioni sono uno dei tanti indizi che avrebbero dovuto far capire fin dall'inizio alla Giunta di Piazza che quest'opera la città non la vuole. Da qualche giorno abbiamo anche la certificazione tramite un sondaggio che c'è una maggioranza schiacciante di triestini e triestini che reputa l'Ovovia un'opera inutile, impattante e insostenibile. Un attacco respinto con forza dal sindaco, che in aula contesta il recente sondaggio che vorrebbe 7 triestini su 10 contrari all'opera, commissionato, sostiene Di Piazza, a una società di un assessore PD del comune di Verona. Dopo tutto anche il titolare della società che ha fatto il sondaggio è l'assessore del PD del comune di Verona. È molto chiaro sia la sua militanza politica che le idee di oggi come utilizzare il sondaggio. E a margine ricorda la consultazione telefonica realizzata a Ring oltre 2 anni fa, che aveva dato un risultato d'equilibrio a favore della cabinovia. Non si può vivere sempre contro, viviamo qualche volta a favore anche, no? E dopo c'è naturalmente anche il sondaggio vostro che a suo tempo a Ring 52,5 che ci dava. Questi hanno un sondaggio fatto dal PD, beh è il massimo insomma, no? Ma onestamente speravo che stamattina, dopo aver letto un sondaggio per cui 7 triestini su 10 si sono confermati contrari all'Ovovia, quando sono giovani addirittura 9 su 10, e io speravo che il sindaco facesse un passo indietro. Invece mi dispiace, ma si ripete l'arroganza di chi mette in discussione addirittura il lavoro di professionisti. Ribadisco ancora una volta, e questo l'opposizione fatica a capirlo, ma è evidente che c'è una strumentalizzazione del tema, come il Consiglio Comunale abbia il dovere di approvare questa variante. Lo ha detto il Tribunale Amministrativo Regionale. Intanto il Comitato No Ovovia era presente anche alla seduta di oggi, come già nella 3 giorni della settimana scorsa, e si prepara alla nuova protesta in Piazza Unità domani pomeriggio. Allora, durante la manifestazione di piazza, di protesta, è organizzata per oggi, non per domani. Il sindaco intanto ha rivolto un appello all'opposizione, sempre ieri durante la seduta dedicata alla cabinovia, un appello alle opposizioni per collaborare su questo tema, citando l'esempio del polo natatorio. A stretto giro la risposta in aula del consigliere comunale Paolo Altine della lista Russo Franco. 25 anni abbiamo avuto tante situazioni, però volevo raccontarvi una molto interessante che pochi conoscete. Allora sai, l'autostrada sulle rive, la grande viabilità, non potevo andare a San Giacomo perché avevamo tolto 4 alberi, avevano messo gli alberi dentro nei bar quando abbiamo fatto il parcheggio, insomma dopo quando abbiamo tolto la piscina sulle rive, quando abbiamo fatto il Salone degli Incanti e abbiamo tolto la pesceria, insomma tante contrarietà, però volevo parlarvi di una. Allora sono sindaco da pochi mesi e dovevo fare il progetto della piscina.
E mi arriva Franco Del Campo, che è una persona molto amico, ma sicuramente che non appartiene alla nostra area, al team politica, ma è un grande personaggio, mi dice non devi assolutamente portare avanti il progetto che c'è. Era una piscina centrale di 50 metri con attorno a 4.000 posti a sedere. Lo metto insieme con Giorgio Rossi che studiano il progetto e scusatemi, grazie a vi ricordo che Franco Del Campo ha partecipato alle Olimpiadi in Messico, per cui era uno che conosceva le cose. Dico, ma non si potrebbe fare questo ogni tanto? Cioè lavorare insieme, l'ho messo insieme con Giorgio Rossi e datemi atto che abbiamo fatto un impianto che forse è uno fra i più belli d'Europa. L'altro giorno ero a Lubiana, hanno fatto un impianto con un'unica vasca, 64 milioni di euro, pensate noi abbiamo 3 vasche da 50 metri più la zona tuffi, 25 milioni di euro. Per cui dico, qualche volta, fino a quando sono qua ancora un paio d'anni, proviamo a ragionare insieme su certe cose, che forse ne veniamo anche fuori. È vero che si deve lavorare insieme, ma ci deve essere una regia che a questo punto, il regista di questo film dovrebbe essere un film di fantascienza, a questo punto il sindaco di piazza, semplicemente questo. E poi che se si vuole collaborare è difficile che la collaborazione sia inquadrata in questo modello. Io presento una delibera e voi la votate. Il lavoro insieme deve essere precedente, come nell'esempio che ha portato. Allora, andiamo avanti, ne abbiamo accennato prima, forse un po' sbrigativamente ho letto quella pagina. Comunque più di 68 milioni di euro sono stati assegnati dal Ministro dell'Interno ai comuni della Regione per il ripristino di immobili e infrastrutture pubblici danneggiati dal maltempo dell'estate del 2023. Interessati un centinaio di comuni per circa 260 interventi. Le novità sono state illustrate a Udine in un incontro, presenti il Presidente Fedriga e l'assessore alla Protezione Civile Riccardi. 68 milioni e 258 mila euro sono stati destinati dal Ministero dell'Interno ai comuni del Friuli Venezia Giulia per ripristinare immobili e infrastrutture pubbliche danneggiati dal maltempo dell'estate 2023. La fetta maggiore, pari al 29%, dei 235 milioni stanziati dal governo, suddivisi in 2 annualità, 2025 e 2026, a favore delle 5 regioni colpite 2 anni fa dagli eventi alluvionali, oltre al Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna. Un centinaio i comuni interessati nel territorio regionale per circa 260 interventi di ripristino. In occasione della pubblicazione del decreto a Palazzo Antonini Belgrado di Udine, il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi hanno illustrato alle amministrazioni comunali coinvolte le principali novità. Un intervento che coinvolge moltissimi comuni della regione e con il quale, devo dire, anche in collaborazione del governo siamo riusciti a garantire decine di milioni di euro per gli interventi sul territorio, con anche oltretutto anticipi garantiti da Regione Friuli Venezia Giulia stessa. Quindi è una risposta che, come in passato, riusciamo a dare ai comuni e quindi ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Consentirà di avere un ulteriore pacchetto di risorse a beneficio di interventi del patrimonio pubblico che saranno gestiti dai comuni, che sono con competenza finanziaria 25-26, e la Regione ha fatto una norma di legge dotando un capitolo di 35 milioni, che sostanzialmente è la metà di quelle risorse, per anticipare ai comuni e quindi non metterli in sofferenza di disponibilità di cassa per poter fare i lavori nel minor tempo possibile. E adesso ogni comune avrà la titolarità di questo finanziamento direttamente dal Ministero, organizzerà dei tempi, delle scadenze per fare dei progetti per completare questi lavori, avrà un'anticipazione come prevista dal decreto da parte del Ministero, la parte mancante di quell'anticipazione lo anticipa la Regione. Allora, adesso ci occupiamo delle cerimonie per il 12 giugno. Ce ne sono state 2, una a Trieste ieri in Piazza Unità e l'altra a Muggia, dove è stata scoperta una targa. Vediamo i 2 servizi. Non c'era molta folla stamani in Piazza Unità.
e dire che se chiedi in giro a chi quelle giornate le ha vissute, la fine dei 40 giorni titini doveva essere stata salutata allora con gioia. Fatto sta che oggi, a commemorare l'80° anniversario di quella data, l'alzabandiera è stato salutato dalle autorità, dai consiglieri comunali del centrodestra, non tutti, ma c'era anche il pidino Giovanni Barbo e da pochi altri. Resta in ogni caso la necessità di ricordare quella giornata, di raccontare quello che accadde da queste parti immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo quel 25 aprile c'è stata una nuova dittatura, seppur breve, durata 40 giorni, ma quei 40 giorni hanno segnato la storia della città di Trieste e della Venezia Giulia, e l'hanno segnato in un modo profondo, perché non è stata semplicemente un'occupazione temporanea in attesa degli sviluppi, è stato un chiaro tentativo di annessione di un territorio. Da 5 anni Trieste celebra ufficialmente il 12 giugno, data che per ragioni purtroppo ipocritamente ovvie era stata dimenticata, una data che chiude un periodo di violenza da entrambe le parti. Quei 40 giorni hanno significato violenze, hanno significato soprusi, hanno significato morti e sofferenze, ed è giusto ricordarlo. 10 volte tanto furono le vittime in Istria e Dalmazia, a dimostrazione che non fu una ritorsione contro quello che fece l'esercito italiano durante la guerra. L'assessore Scocimarro dal canto suo oggi non rinuncia ad una stoccatina al processo di riconsiderazione della nostra storia, che a suo dire avrebbe bisogno di un ulteriore gesto simbolico, che del resto da tempo l'assessore regionale esponente di Fratelli d'Italia va chiedendo. Non ho ancora avuto risposta dall'allora Presidente della Repubblica Boris Pahor di togliere le odiose scritte Tito dal Coccusso del Sabotino e sostituirlo dai nostri giovani con un simbolo di pace, la croce cristiana che unisce i popoli italiani e sloveni. Anche Muggia oggi ha voluto commemorare l'80° anniversario del ritiro delle truppe di occupazione titine. Il sindaco Polidori del resto anni fa si era battuto perché Trieste celebrasse quella giornata quando era vice di Piazza. Lo scopo del posizionamento di una targa all'interno del municipio ha dunque più di uno scopo, come lo stesso Polidori tiene a ricordare. Per ricordare ciò che è stato, per riprenderci la nostra identità e giustamente anche per, come è stato anche sottolineato, per sancire l'appartenenza di Muggia all'unico pezzo dell'Istria italiana rimasta. Questo è, secondo me, è il momento fondamentale di pensiero, di condivisione, e il fatto che Muggia possa assurgere a simbolo proprio dell'unica città italiana dell'Istria, secondo me è una sottolineatura da fare adesso, ora e per i prossimi anni. La targa commemorativa è stata posata dal Comune e dall'Unione degli Istriani, il cui presidente Lakota è stato ringraziato da Polidori per aver dato il via anni fa a Trieste ad un processo di riconsiderazione della storia che oggi forse non si compie ancora, ma che certamente potrà contare su un tassello in più. Fa la memoria di un evento che molti hanno dimenticato, anche perché è lontano nel tempo e forse anche perché è durato poco tempo, 40 giorni, ma sono stati 40 giorni durissimi con migliaia di arresti, deportazioni, infoibamenti, e Muggia non è stata esente. Abbiamo diverse persone che, nate a Muggia o residenti comunque a Muggia, sono state prelevate dai partigiani o perché avevano ruoli nella pubblica amministrazione o perché semplicemente erano militari che da Trieste si erano rifugiati qui, sono stati prelevati e portati via. Allo scoprimento della targa, preceduto da una brevissima cerimonia nella sala del Consiglio Comunale, ha preso parte anche il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pittono. Meduna di Livenza ospitò di esuli, addirittura ha anche dei infoibati, padre e figlio, che erano venuti a Fiume a trovare dei parenti e non sono più tornati. E da poco abbiamo inaugurato un monumento alle foibe, in punto alla memoria, e da poco con un pizzico di orgoglio sono anche socio dell'associazione Istriani, quindi quando vengo qua mi sento a casa. Allora, dunque, ne abbiamo parlato prima, facendo vedere proprio nella prima pagina del Piccolo. C'è stata la prima uscita pubblica di Antonio Gurieri dopo la nomina a commissario dell'autorità portuale. C'era un convegno organizzato da Confcooperative. Gurieri ha lanciato, magari in modo non esplicito, un allarme: gli investimenti statali stanno finendo, bisognerà ottimizzare quanto si è fatto. Vediamo le prime parole di Gurieri quale commissario dell'autorità portuale di Trieste.
Intervenendo ad un convegno promosso da Confcooperative, Antonio Guerrieri, neonominato commissario dell'autorità portuale alla sua prima uscita pubblica in tale ruolo, magari non si è espresso in maniera esplicita sul proprio programma, però profittando del tema al centro dell'incontro, Guerrieri qualcosa ha detto, preconizzando un futuro invero piuttosto problematico. Oggi non ci sono grandi investimenti da parte dello Stato perché le risorse non sono infinite e quindi prima o poi si fermano, e quindi la nostra azione è stata e sarà quella di utilizzare al meglio le infrastrutture che ci sono all'interno del Friuli Venezia Giulia, che comunque sotto l'aspetto logistico, operativo e dei trasporti è un'eccellenza italiana. In questo quadro, Guerrieri ha inteso indicare in quali ambiti e in quale modo il porto di Trieste concentrerà il proprio lavoro. Verso il mare, ma anche spalle al mare, perché il territorio del Friuli Venezia Giulia è ricchissimo di spazi logistici che si adeguano alle necessità che ha il porto, e non solo il porto, tutto il territorio. Più esplicito il neocommissario lo è stato per quel che riguarda i corridoi. Domani, fra l'altro, Guerrieri ribadirà il proprio pensiero prendendo parte ad un altro convegno dedicato al corridoio IMEC, quello verso l'India, e ribadirà in quell'occasione la propria posizione. Noi dobbiamo percorrerle tutte, perché se quella strada poi non si realizzerà, noi dobbiamo avere uno sbocco da qualche parte. Allora lo sbocco può essere quello del Far East, può essere altri corridoi, perché non dimentichiamoci che c'è anche quello che attraversa il Balcane, c'è del Mid Corridor che va verso l'Asia non Cina ma l'Asia di altro genere, e poi noi abbiamo sui corridoi una grandissima attenzione al fatto che noi da 20 anni, 25 anni abbiamo creato, come si ricorderà anche lei, le autostrade del mare della Turchia, che sono in pratica un corridoio ormai attualizzato e che ci sta dando tante soddisfazioni. In definitiva, l'icastica conclusione di Guerrieri potrebbe suonare come uno slogan. Utilizziamo bene quello che abbiamo e poi miglioriamolo con le implementazioni non solo politiche ma concrete che si possono fare dei nuovi corridoi. Allora, macchina organizzativa a pieno regime in comune per il grande concerto gratuito di Elisa e di Tananai, in programma il 27 giugno. Gli artisti si esibiranno sulla nave Palinuro, ormeggiata davanti a Piazza Unità. Sarà Elisa insieme a Tananai a dare il là alla stagione dei grandi concerti a Trieste venerdì 27 giugno. L'evento si preannuncia originale e di grande richiamo dal momento che gli artisti si esibiranno dalla nave scuola della Marina Palinuro, che arriverà a Trieste il 25 giugno e attraccherà proprio davanti Piazza Unità. Gli uffici dell'assessorato alla cultura sono al lavoro per tutti i dettagli del grande concerto gratuito promosso dallo staff di Elisa e sostenuto dalla Regione tramite Promoturismo. Già pronta la piantina per gli accessi in Piazza Unità. La Regione, attraverso Promoturismo FVG, da mesi parlava di un triduo di eventi a cui doveva partecipare Elisa, con questa assoluta novità, il palco sul mare. Certamente uno era a Trieste, a bordo del Palinuro. Abbiamo ricevuto questa bella notizia e stiamo organizzando, perché evidentemente l'organizzazione a terra è legata ai nostri uffici, che devono in qualche modo organizzare quelli che sono i classici concerti, in questo caso con appunto il palco sul mare e poi tutta la piazza che sarà occupata e chiusa la sera al traffico. Quindi è un'iniziativa straordinaria, perché dietro ad Elisa c'è anche Tananai, ci sono degli ospiti, poi non so se si ripeteranno nelle altre località friulane, però viene Tananai, che è un'offerta straordinaria per i giovani, mentre Elisa è l'ospite d'onore di tutte, credo, tre le rappresentazioni. Il concerto dal mare avrà altre 2 tappe in regione, una delle quali sarà sicuramente Grado, ma tornando all'estate di Trieste cresce l'attesa per l'arrivo di Robbie Williams allo Stadio Rocco il 17 luglio, data da tempo sold out, ma che un recente sopralluogo ha aperto a un ulteriore centinaio di spettatori. Intanto gli appassionati del rock esultano all'annuncio del doppio concerto di Vasco Rossi allo Stadio di Udine, in programma il 28 e 29 giugno del prossimo anno. E già che ci siamo, occupiamoci anche degli alpini di Gorizia che sono in marcia verso Conegliano. Saremo un centinaio circa,
Molti di noi andranno direttamente la domenica perché il sabato abbiamo la salita al Monte Nero. Sarà un grande raduno triveneto, quello in programma nel fine settimana a Conegliano. Come l'onda placida verde smeraldina dell'Isonzo da una parte e il Tokai del Collio dall'altra, gli alpini di Gorizia sapranno dare, con il loro entusiasmo che li caratterizza, quel sapore particolare tipico delle penne nere isontine. Un legame alpino che lega Conegliano a Gorizia da sempre. Per circa 2 decenni, 1926-1943, è stata sede del gruppo Udine, 3° Reggimento Artiglieria Alpina, nella caserma di Viale Trieste, oggi sede del 13° Battaglione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Gorizia, si capisce, ha contribuito nel suo percorso nella storia degli alpini. Gorizia, insieme ad altri reparti che sono nati a Gorizia, ha avuto una grande storia alpina e noi, come sezione e come alpini della sezione di Gorizia, vogliamo tramandare questa storia, questa memoria, questi ricordi alle giovani generazioni e lo facciamo attraverso le iniziative, le commemorazioni, attraverso i libri che abbiamo fatto, attraverso la presenza alla Dunata Nazionale annuale, ai raduni triveneti e a tante altre manifestazioni che facciamo nel corso dell'anno. Quest'anno voglio ricordare, mi piace ricordarlo, il 18 di maggio, una settimana dopo la Dunata Nazionale, ci siamo trovati a Pordenone per la giornata regionale della riconoscenza e del sacrificio alla memoria degli alpini. Perché Gorizia il 20 maggio del 1986 era la sezione al di fuori dal cratere del terremoto, c'è stato l'allora presidente nazionale Bertagnolli che si è incontrato con le sezioni friulane per parlare e preparare quelli che poi sono diventati cantieri di lavoro per la ricostruzione del Friuli. Chiudiamo i servizi da farvi vedere del telegiornale di ieri con un servizio di cronaca, vale a dire l'ennesimo arresto di uno stalker a Trieste. L'azione è stata più tempestiva del solito grazie alla nuova normativa entrata in vigore. Una foto che può salvare una vita. Potremmo riassumere così la vicenda che ha portato all'arresto dell'ennesimo stalker. Si tratta in questo caso di un 22enne originario di Taranto arrestato dai carabinieri per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I fatti risalgono alla fine di maggio, ma la notizia è stata comunicata solo oggi. I militari avevano ricevuto la querela della vittima, una 23enne triestina, ripetutamente vessata e molestata con continui atti persecutori dall'uomo. L'autorità giudiziaria aveva quindi sottoposto la persona alla misura cautelare, ma nella notte tra il 29 e il 30 maggio si era nuovamente presentato nei pressi dell'abitazione della donna che, impaurita, si è barricata in casa fotografando il soggetto dalla finestra per avere una prova da esibire alle forze dell'ordine. Un'azione decisiva, quella degli scatti con lo smartphone, perché ha permesso di applicare la recente innovazione legislativa che consente di procedere all'arresto entro le 48 ore se vengono acquisiti elementi videofotografici o informatici da cui emerga inequivocabilmente il fatto. I militari si sono immediatamente messi alla ricerca dell'uomo, rintracciato in breve tempo e condotto al carcere del Coroneo. Ancora una pagina del Piccolo per quanto riguarda il territorio, Duino Aurisina, la sosta dei residenti a Sistiana, gestore e comune allo scontro. La Movea, aggiudicataria dell'appalto in Baia a Duino, dopo le 17:30 pagano il sindaco Gabrovet ai cittadini, portate in municipio le multe dei controllori. Andiamo alla pagina di cultura del Piccolo, appunto. Bloomsday, l'antieroe per un giorno, 16ª edizione, si apre dall'episodio 16 dell'Ulisse. Poi Elisa offre tramonti a nord-est sul mare con Tranai, Emma e Motel Connection. Abbiamo appena parlato. Vediamo poi come il Piccolo affronta la questione appunto Tesser. Vedete il titolo: fumata nerissima, niente accordo tra la Triestina e appunto Tesser, divergenze sull'aspetto economico e sul progetto sportivo. L'allenatore veneto lascia l'Unione dopo aver centrato una salvezza insperata. Oggi il responso della Covisoc sull'iscrizione al campionato. Per quanto riguarda invece il basket, il nuovo Cavaliero dà indiscussa bandiera in campo a capo scouting di Trieste. Sto apprezzando, dice, ancora meglio la magia di questo sport. Abbiamo ancora, per quanto concerne il Corriere della Sera,
per dire la verità oggi ci siamo concentrati sulle pagine degli esteri per quello che è anche successo. Mi ricordo che, come era temuto, Israele ha attaccato Teheran e l'Iran ha minacciato ritorsioni. Però c'è ancora questo, per quanto riguarda la cronaca nazionale, il giardino dell'orrore nella casa del killer, trovate una vertebra e una ciocca di capelli, forse altre vittime, e si cerca anche a Trapani. Tra le varie ipotesi che si fanno per venire a capo di questo avvenimento, insomma di questi omicidi, potrebbe essere quella che l'autore sia in qualche modo stipendiato ad una rete che gestisce un traffico di prostitute e che che abbia in qualche modo punito quelle donne che si erano in qualche modo ribellate a questo gruppo, insomma a questa rete. Ripeto, è una cosa che ho sentito in questi giorni, non so se ne sia parlato. Già che ci siamo, Garlasco, i reperti nelle mani dei periti, Garofalo all'opera all'epoca Gimo Bene, e poi questo trafiletto molto triste: escluso dalla maturità, si suicida a 19 anni, ed è veramente, sarebbe legato alla mancata ammissione appunto all'esame di maturità, il gesto di questo ragazzo 19enne di origine marocchina. Insomma, sono quelle cose che non vorremmo mai sentire, insomma, perché a 19 anni, anche se si viene bocciati alla maturità, si ha ancora tutta la vita da vivere. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con il primo dei nostri ospiti. Allora, il primo dei nostri ospiti è Uberto Fortuna Drossi di Trieste Città Metropolitana. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Gli argomenti sono parecchi, vi ricordo 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it. Io parto da un argomento che in partenza è leggero, ma potrebbe anche poi svilupparsi. Lei sa che io la ritengo, come dire, giustamente responsabile della riscoperta da parte dei triestini del Porto Vecchio, in virtù della quella che all'epoca si chiamò bretella, che lei realizzò quando ci furono i lavori sulle rive. Questa sera in zona Silos, sappiamo tutti, c'è l'appuntamento con il Cirque du Soleil. Il tendone è stato montato in una zona fino ad oggi preclusa, se non purtroppo per ragioni di cronaca, un po' a tutti quanti. Ha un'importanza, potrebbe avere, mettiamola così, un'importanza anche da questo punto di vista la presenza del Cirque du Soleil in quel luogo, posto che, da quanto ho capito, ci andranno forse più gente che arriva da fuori Trieste che triestini, ma questo magari è un altro discorso. Però potrebbe essere un volano per una nuova riconsiderazione di quella parte, che poi non ho capito se è già Porto Vecchio, se non lo è più, se lo è ancora. Ma innanzitutto voglio specificare un aspetto. Quando lei ha citato responsabilità, no? Oggi come oggi la responsabilità viene considerata come se fosse una colpa. Io lo vedo dal punto di vista anglosassone. Praticamente quando tu dai una responsabilità a una persona, per me almeno è un grande onore, perché vuol dire un atto di fiducia. Per quanto riguarda il discorso del Cirque du Soleil,
Ma io ritengo che sempre è quel seme, quell'elemento che rompe il ghiaccio di una situazione statica, che è un po' tipica, no? Di Trieste, tra un passato che non passa e un futuro che non arriva. Molto spesso succede questo. E allora siamo sempre lì in attesa che qualcosa arrivi anche dal cielo. È arrivato Cirque du Soleil, che poi dopo alla fine volteggiano nell'aria. Sì, lì però c'era un progetto già nei primi degli anni 2000, quello della Unieco, dove prevedeva non un centro commerciale ma un centro multisociale, alberghi, anche cinema, posta. Oltretutto io avevo proposto, perché avevo partecipato a quel layout, avevo proposto di spostare la sala Tripkovic lì, in un teatro vero e proprio, perché tra le due stecche del silos veniva effettuata una copertura trasparente e in fondo questa sala di 900 posti. Questo era un bellissimo progetto e a fianco erano previsti quasi 1 migliaio di posti macchina. Quindi quell'area lì era destinata a parcheggio, però è un'area privata. Il silos non rientra nel compendio nel comprensorio di Ursus, perché Porto Vecchio non è soltanto appannaggio, diciamo, del progetto Ursus, del consorzio Ursus, perché ci sono alcuni edifici verso Barcola che non rientrano dentro. Allora, ieri c'è stata la prima uscita pubblica di Antonio Gurieri, quale nuovo commissario del porto. Io devo dire la verità, ho perso un po', non capisco la necessità di di questo giro di incarichi, cioè di nominarlo commissario in modo da consentirgli già di lavorare, eccetera. Però francamente che non si arrivi a mettersi d'accordo sulla designazione, come dire, completa di un presidente di autorità portuale mi sembra veramente una roba che non riesco a comprendere, ecco, insomma, però... Sì, c'è di fatto uno degli ostacoli è la riforma del sistema portuale italiano, quello che auspicava a suo tempo Zeno D'Agostino, no? C'è un cappello nel quale coordinava tutta l'attività portuale dell'Italia, che in fondo è una portaerei con tanti hub. Io voglio fare gli auguri a Gurieri perché è un momento piuttosto critico per il nostro porto di Trieste, anche perché c'è una fortissima concorrenza con il porto di Capodistria in particolar modo, perché stanno ampliando ancora di più le aree disponibili, perché ci sono spazi a Capodistria e poi hanno una certa dinamicità, una certa facilità nel superare determinati aspetti burocratici. Però anche Venezia fra un po' sarà un porto molto concorrenziale, per non parlare Fiume. Allora, del resto Gurieri ha anche, come dire, in qualche modo sottolineato quelle che potrebbero essere delle difficoltà in tal senso, anche l'idea dei corridoi che è sempre affascinante per certi versi, però lui stesso dice non guardiamo soltanto al corridoio con l'India perché ce ne sono altri, ma dice non guardiamo soltanto ai corridoi. Ma l'esperienza di Gurieri insegna molte cose. Il dato di fatto è che bisogna lavorare sul contingente e sul futuro. Per quanto riguarda il corridoio dell'India, se non sbaglio bisogna fare ancora 3.000 km di ferrovie per riuscire, quindi passano un po' da... Ma con ciò non vuol dire non guardare, bisogna sempre guardare oltre l'orizzonte. Allora, parliamo del futuro della città, no? Un futuro che forse insomma, il futuro in qualche modo è già alle porte in alcune circostanze. Secondo lei come dovrebbe immaginarselo, come dovrebbe procedere la città in questo senso?
Ma innanzitutto la città non dovrebbe piangere sulle ceneri del passato, che è un aspetto patologico quasi di Trieste e non porsi troppe anche eccezioni su ogni cosa. Anche perché ormai bisogna lavorare sempre in team, in equipe, e il termine noi a Trieste è molto difficile usarlo, siamo sempre io, ma il noi, e questo è un aspetto. L'altro aspetto importantissimo è stabilire un profilo industriale. Ok, abbiamo lavorato sul turismo? Bene. Sta funzionando, ma non è un turismo di una settimana, è un turismo sempre di 2 o 3 giorni, l'abbiamo visto anche. Quindi lavoriamo su quello, miglioriamo la qualità dell'offerta, certamente, perché le cose se non funzionano hanno le gambe corte l'attività. E cominciamo a lavorare su questo profilo industriale che per me è solo unico, cioè puntare come molti altri grandi specialisti e anche uomini di scienza, hanno detto bene, c'è la scienza sperimentale, adesso dobbiamo arrivare al profilo di un'industria altamente tecnologica che cosa fa l'industria? Al di là di creare forti valori aggiunti, anche di fatturato e anche di proprio di manodopera, in particolar modo di alta specializzazione e quindi di scolarità molto forte, e nello stesso tempo anche dobbiamo lavorare sulla sburocratizzazione del sistema, di accoglimento di nuovi imprenditori o di imprenditori che vengono da di fuori, perché noi abbiamo bisogno di questa linfa che è l'imprenditoria italiana, che è molto sagace e anche molto flessibile nel trovare delle soluzioni, attirarla a Trieste. Ma come? Ci sono tanti aspetti che possono essere incentivanti, che non è soltanto il denaro che tu dai, ma è la velocità a cui dai le risposte, che è molto importante per un imprenditore, perché la velocità, ormai la Cina insegna, è importante. La Cina guarda sempre molto lontano, fa una pianificazione guardando molto lontano, però è veloce nell'agire. La stessa cosa dobbiamo fare noi. E la città metropolitana potrebbe dare delle grosse chance, perché la legge Calderoli del 2005, se non sbaglio, prevedeva anche una certa autonomia impositiva fiscale per quanto riguarda le città metropolitane costituite all'interno di una regione a statuto speciale. Abbiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno caro Bosazzi, sono Diego. Buongiorno Diego. Buongiorno. Un saluto anche all'ospite Fortuna Drossi, che personalmente ritengo persona degna di stima e fiducia. Grazie. E al quale volevo porre 2 quesiti. Il primo, appunto, ne stava parlando adesso del progetto di Trieste città metropolitana, e a riguardo vorrei capire da Fortuna Drossi cosa ne pensa del ritorno allo schema delle province che però non hanno ancora un obiettivo ben prefissato, non si capirà di che cosa dovranno occuparsi. E il secondo quesito riguarda il suo parere rispetto ai lavori che stanno procedendo in Porto Vecchio. Ecco, vorrei capire se lui è soddisfatto del progetto che il Comune ha varato, se è appunto contento di quanto si sta facendo, cosa ne pensa della contestata Ovovia, anche perché io personalmente ritengo che in Porto si parla molto di turismo, di prospettive turistiche, ma si parla poco di industria, cosa che a Trieste manca. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, saluti al portiere, questa è cosa nostra. Prego. Ha posto diverse domande, anche molto interessanti. Allora, per quanto riguarda il discorso della città metropolitana e province, allora le province, o allora chiamate, ma è frenato il progetto delle aree vaste, sì. Potrebbe funzionare nel Friuli, perché c'è una superficie piuttosto grande e quindi la gestione amministrativa ha bisogno di un coordinamento. Bisogna vedere come viene fatto questo coordinamento, perché fino ad ora le province a delle volte ponevano delle sovrapposizioni amministrative, quindi dovevi chiedere
la regione, la provincia, il comune, mancava poco ancora le circoscrizioni perché io sia un... Quindi alla fin fine era estenuante il passaggio di varie competenze o della stessa competenza. Per quanto riguarda invece Trieste, ritengo che l'istituzione della provincia, quello che vuole fare adesso la regione, che non ho ben chiaro, ma però sentendo anche Roberti più volte ho capito un po', è il momento buono per fare l'area metropolitana, perché Trieste ha una superficie molto ridotta e quindi sarebbe una grossissima opportunità. Non è una panacea di tutti i mali, rimanga ben chiaro, è come se io ti dessi la canna da pesca e ti dico va bene, adesso pesca il pesce, non ti do la canna da pesca col pesce attaccato all'amo. Quindi alla fin fine noi potremmo utilizzare determinate specificità che arricchirebbero la città di Trieste e anche la regione dal punto di vista induttivo, dell'indotto, no? Perché quando crei ricchezza in una zona confinante la crei anche per te stesso, diciamo, crea ricchezza per avere ricchezza. E questo è un aspetto, ritengo importantissimo la Costituzione e dovrebbe Roberti prevederla, anzi rafforzarla, visto e considerato che già nel 2005 Calderoli, che appartiene alla stessa componente politica dell'assessore Roberti, aveva previsto determinate prerogative speciali per le città metropolitane costituite nelle regioni a statuto speciale. Per quanto riguarda il discorso del porto, se ho saltato qualche domanda, Busazzi me la ricorda. Per quanto riguarda il discorso del porto, allora, bisogna vedere l'opera, stiamo parlando non di Ursus, delle infrastrutture che vengono realizzate adesso, dico piuttosto che niente, piuttosto, no? Cioè io quando si fa qualcosa, l'importante è che non si faccia disastri, è ovvio che sono d'accordo. Tutto è perfezionabile, perfettibile, assolutamente, questo non lo metto in dubbio, e chi fa delle volte anche sbaglia. Quindi io trovo sempre la possibilità di dare una chance in più a chi agisce. Ci sono alcuni aspetti che francamente mi lasciano perplesso, però io credo sempre nella professionalità degli addetti ai lavori. Allora, io professionalmente sono un project manager, anzi un temporary manager. L'unica mia qualità è che mi avvalgo sempre di persone molto più brave di me, però io sono molto bravo a fare delle domande. Le domande presuppongono delle risposte e quindi queste risposte devono essere sempre soddisfacenti. C'è qualcosa che non quadra, non più che non quadra, non c'è niente di losco, diciamo che è tutto perfettibile. Secondo me i progetti dovrebbero, quando si progetta qualcosa bisognerebbe sentire molto, spendere del tempo, che vuol dire a delle volte guadagnarci, sentendo gli stakeholder per capire quali necessità ci sono, no? Per gli addetti ai lavori. Poi c'è una domanda anche sulla cabinovia, ma penso che magari su questo eventualmente torniamo, perché... Sì, non mi appassiona granché, però... Vediamo di così. Ho espresso già più volte il mio parere. Sentiamo tra l'altro c'è una mail, le chiedono direttamente, senza troppi giri di parole, se si candiderà a sindaco. Io senza giri di parole, con chi? Si candiderà a sindaco? Punto di domanda. Con chi? Con chi? Bisogna rispondo subito. È una cosa stimolante, perché io Trieste l'ho scelta per elezione, in quanto è una città che ti accoglie a braccia aperte ma non le stringe mai, quindi sei tu che la scegli. Sono innamorato di questa città, certamente, voi direte è già una risposta o un giro di parole, però bisogna avere dei partiti, delle forze politiche che ti supportano e anche dei soldi per fare la campagna elettorale, che io francamente non ho. Questo non è poi cosa da poco. Non è cosa da poco. Che poi uno mi dica, a chi non piacerebbe farlo? Questo è ovvio, no? Ci mancherebbe altro. Sarebbe per me un grandissimo onore, ed è già un onore che il fatto che me lo si chieda. Allora, c'è una telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno. Sì,
Buongiorno dottor Bosazzi, a lei e al suo ospite sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno, ho sentito parole come responsabilità, io aggiungerei rispetto, ho sentito parole come disastri, ho sentito parole spazi a Capodistria per sviluppare il porto. Allora, a Trieste non c'è né responsabilità, non c'è né rispetto nei confronti dei cittadini. Ci sono disastri causati dall'amministrazione civile provvisoria del governo italiano, dai vari governi che si sono succeduti dal 1954 in poi, e gli spazi, tutto il Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, che è uno dei 2 punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste. Tutti quanti abbiamo la responsabilità non di prenderci in carico decisioni politiche, ma di dire la verità, di tirare fuori le peculiarità di Trieste e dire: cari cittadini, questo sta scritto nella legge, nient'altro. Questo sta scritto nella legge, la 3054 con i suoi allegati dice chiaramente cos'è Trieste. Quindi è la responsabilità di ognuno di noi non dire la verità. Qua non c'è da giocarci intorno. Qua è solamente da tirar fuori una legge e da leggere gli allegati, dire: signori, questo non lo dico io, non lo dice il signore che l'ha con lei, dottor Bosazzi, lo dice la legge, avete solamente da leggere la legge, nessuno lo fa, e questa è una cosa, e mi dispiace dirlo, e mi amareggia, è vergognosa. Questa è la faccia della politica italiana. È una faccia che non mi piace e non dovrebbe piacere a nessuna persona onesta. Spero che voi tiriate fuori gli allegati della legge 3054, che è legge della Repubblica. Grazie, è una vexata questione questa. Sì, io sono d'accordissimo. Comunque quando si parla di responsabilità non è colpa, è assumersi un onere, quindi... Ma la responsabilità del cittadino è fino a un certo punto. Certamente i politici non sono tanto peggio di chi li elegge, quindi chi li elegge dovrebbe essere consapevole di che cosa portano avanti i politici. Per quanto riguarda le norme citate dal telespettatore, condivido pienamente, ma il fatto, io ad esempio ho sempre detto, per me, per arrivare a quel discorso ci vogliono le forze politiche che hanno la volontà di farlo. Certamente ormai è inutile dire addossare la colpa ai cittadini fino a un certo punto. Ecco, questo ritengo, non c'è il coraggio, questo è il dato di fatto. Come non c'è il coraggio di costituire la città metropolitana, che potrebbe essere un primo passo anche verso, diciamo, una maggiore autonomia. Io sono un autonomista, l'ho sempre dichiarato, e condivido anche il concetto di Trieste città. Lei, quando aveva presentato il progetto di Trieste città metropolitane, sì. Se non mi sbaglio, c'erano ancora le province, no? Sì, c'erano ancora le province, tanto io fui uno dei potenziali candidati allora, che poi dopo si dirottò sulla Bassa Poropat, Maria Teresa Bassa Poropat, però io i sondaggi mi davano una buona percentuale, però io avevo posto una condizione, che il lavoro della provincia doveva servire a trasformarsi in area metropolitana. Allora, cosa che non volevano, e quindi se no sarei stato candidato. Allora, dice: oggi ci sarà un incontro che riguarda la Tirso, una conferenza stampa nella sede della CGIL, 160 lavoratori affidati agli ammortizzatori sociali, un imprenditore, se così si può definire, e una D che non pagherà per il danno che ha provocato con una gestione evidentemente dannosa. Le chiedono un'opinione su questo. Questo è sempre stato il problema di Trieste, no? Ci sono queste industrie che hanno un certo numero di dipendenti, che però delle volte sono cappeggiate o sono i titolari sono
vengono a Trieste perché hanno delle agevolazioni indubbiamente, e talvolta risulta mordi e fuggi. Non so in questo caso perché dovrei conoscere bene la situazione. Però quando io parlo e quando noi parliamo di industria, perché insisto sul discorso industria di altissima specializzazione? Certo c'è anche la necessità di fare industria di altro tipo, sì, ovvio, però non può essere sempre ci ritroviamo sempre a Trieste a dover salvare qualcosa, no? È una disgrazia per questi lavoratori trovarsi in questa situazione. È una disgrazia il fatto che non ci sia una certa flessibilità anche nell'assunzione delle, anche se ultimamente ci sono molto forti assunzioni, anzi un aumento delle assunzioni in Italia, però bisogna vedere quali tipologie di assunzioni, no? Io posso esprimere soltanto la più grande solidarietà, per quello che posso fare ben poco, non ho le leve del potere per cambiare le cose. Certamente è un aspetto che la città, parlo degli amministratori, dovrebbero affrontare con serietà, però c'è sempre il coltello dalla parte del manico, ce l'ha l'imprenditore in questo momento. Poi magari quando, facciamo così, andiamo in pubblicità con un lieve anticipo rispetto all'orario, perché poi magari su questo le volevo fare un discorso un pochettino più ampio per far capire meglio determinate cose ai nostri spettatori. Sì, quindi sì, ci vediamo dopo la pubblicità. E dice, ma che lavoro fa? Allora, l'argomento su cui volevo così sentire un po' l'opinione di Uberto Fortuna Drossi è anche questo. Molto spesso quando noi parliamo di licenziamenti, delle crisi, delle aziende, eccetera, non abbiamo molto chiaro che una famiglia dove si perde un posto di lavoro, come dire, perde l'investimento anche sul futuro dei figli. Cioè sappiamo benissimo che far studiare un ragazzo o una ragazza all'università ha costi notevoli, ha costi importanti, quindi c'è anche questo aspetto che riguarda non soltanto il presente della famiglia, che magari in alcuni modi può essere anche così, diciamo, gestito e governato, ma è il futuro che è compromesso, e quando si parla del futuro si parla soprattutto del futuro dei figli. Sì, è una parola che ultimamente fa molta paura. Futuro? Il futuro, sì. Sì. Il futuro invece non dovrebbe far paura. Come ho detto prima, non bisogna piangere sulle ceneri del passato, però bisogna tenere, uso queste frasi un po' fatte, no? Bisogna tenere acceso il fuoco della prospettiva del futuro, no? Sì, è un grossissimo problema, perché molti ragazzi volenterosi poi vogliono andare all'estero pensando di trovare diciamo l'oro, sì, ma in realtà all'estero si lavora moltissimo e come dicevamo un attimo fa nella pausa, ti spremono anche come limoni. E lì c'entra moltissimo se hai la fortuna che il lavoro ti piaccia, e questo è il discorso, che non sei costretto a fare un lavoro che per guadagnare qualcosa, indifferentemente quale, e senza passione. Questo è un grossissimo problema. Certamente io ho sentito che anche ci sono ragazzi che hanno la passione di fare lavori più, non semplici, perché vuol dire svilire, quello di lavorare in un bar, quindi questo è un aspetto molto importante. Poi per quanto riguarda anche la formazione, no? Gli studi, io vedo che alla fin fine non capisce il ragazzo appena laureato che comunque hai bisogno di un periodo per imparare, e che è dovuto all'esperienza, e non c'è una trasmissione non della formazione,
della conoscenza, tra una generazione e l'altra c'è proprio una rottura. C'è una rottura, una spaccatura, e lì non viene trasmessa l'esperienza, che è molto importante perché vuol dire far risparmiare al novizio, chiamiamolo così, il passaggio. La famiglia ha sempre grandi speranze e ritiene che il proprio figlio sia il migliore di questo mondo, ed è giusto che anche in un certo senso sia così, ma non deve essere trattato come un principino, questo no. Su questo che lei ha detto chiedo scusa al telespettatore che è in linea, ma non vorrei perdere l'occasione. Su questo della trasmissione della conoscenza, io discutevo con una mia amica, la quale ha detto, anche lei ha la mia età, quindi insomma è un'età piuttosto, come dire, non avanzata né ragguardevole, ma insomma siamo oltre i 60, adesso è inutile andare a girare. No, devo andare via. Io. E lei diceva, forse si potrebbe fare in modo che, forse è utopia, arrivati ad una certa età uno possa anche scegliere magari un part-time e nel frattempo, prima di andare in pensione, tirar su un giovane, certo. Perché è anche vero che dice con i tempi che si hanno forse non si riesce nemmeno a tirar su un ragazzo. Lei ha toccato un argomento... Non io, la mia amica, questo... No, ma mi pone... È una cosa della quale ho sempre sofferto, specialmente per quanto riguarda un'amministrazione pubblica o enti pubblici, dove finisce perché c'è il quadro organico fisso, quindi hai 10, bene, finisce, va uno in pensione e a quel punto entra l'altro. Invece non c'è quel passaggio di almeno 6-7 mesi di convivenza e di trasmissione. E questo vale purtroppo anche per le società private, perché non c'è un'agevolazione lì. La riforma del lavoro dovrebbe, in queste cose anche il sindacato dovrebbe essere parte di pressione, agevolare dal punto di vista proprio dei contributi, degli oneri contributivi, quel passaggio, no? In modo che la persona lavori, quello che va in quiescenza lavori in part-time e trasmetta questa conoscenza. Purtroppo non è così e non riesco a capire perché non lo si affronti, anzi si dice molto spesso e troppo spesso che c'è la necessità di aumentare il numero demografico delle persone e dei giovani in forza lavorativa per poter pagare le pensioni. E no, questo per me è inaccettabile, perché chi ha pagato la pensione deve riavere i suoi soldi. Certamente non parliamo di baby pensionati, di altre cose, ma parliamo della regolarità delle cose, no? E del buon senso. E quindi io non devo farmi mantenere da un giovane, perché a questo punto crea un conflitto generazionale. Allora, abbiamo una telefonata in linea. Sì, chiedo scusa se ho fatto attendere, ma mi pareva che fosse giusto l'aggancio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono io. Buongiorno. Sì, prego. Buongiorno a tutti, sono Giulio, buongiorno. Buongiorno. Anche lei e anche al dottor Brossi. Mi riferisco a un argomento di poco fa, alla città metropolitana e alle province. Guardando un vecchio libro di storia ho trovato la cartina di com'era la provincia di Trieste nel 1943, diciamo, e ho visto che tutto il golfo di Trieste, da Muggia a Grado, era proprio la terza fascia costiera, era provincia di Trieste. Quindi perché nessuno parla che ne fare la città metropolitana? Si fa a Trieste e Monfalcone, che sarebbe anche per motivi di omogeneità, sui cantieri, insomma, diciamo, su Trieste c'è la direzione, e lì, per fare la città metropolitana di Trieste e Monfalcone. Cioè, Gorizia potrebbe essere compensata con Aquileia, la zona del Basso, perché Aquileia storicamente, il vescovo di Gorizia era anche patriarca di Aquileia, eccetera, eccetera, è legata con Gorizia. E quindi magari dare per compenso anche parte delle valli del Natisone, che sono parecchi sloveni dentro,
e così sarebbe anche un po' equiparate le grandezze delle province, insomma. Questo vuole sapere qualcosa, cosa pensa il dottor Brossi. Ok, grazie. Buona giornata. Grazie a lei. Sono anni che parlo dell'area metropolitana del Golfo di Trieste. Il mare non fa confine, quindi anche dal punto di vista amministrativo, per dire Trieste Grado può essere nell'ambito dell'area metropolitana, anche se non è Monfalcone. Ma allora nel 2011 proposi una legge di iniziativa popolare, una legge regionale che prevedeva un assetto come potrebbe essere una città metropolitana, con i suoi consigli, con i rappresentanti dei vari municipi. In questa prima fase, che comprendeva fondamentalmente soltanto la provincia di Trieste, cioè con i suoi comuni, toglieva come quantità di numero di politici circa un centinaio. Capito. E tutto, vi ho dato già la risposta. e quindi, però senza perdere la rappresentanza di Muggia, di San Dorligo, Sgonico, Moruppino, Eduino Risina. Quindi alla fin fine c'è sempre una rappresentanza con varie declinazioni, ovviamente, fino a una valorizzazione anche delle circoscrizioni. Ad esempio a Trieste, secondo me basterebbero 4-5 circoscrizioni, ma col potere di spesa anche, cioè quella di avere una capacità di dire bene, io ho un bilancio e faccio questo. Questo si può fare, basta che ci sia la volontà politica e il coraggio dei politici, ma ormai sappiamo che dalla più piccola associazione che nasce nelle nostre zone, subiamo sempre una balcanizzazione, anche quelle delle associazioni. Da un'associazione dopo si polverizza in altre associazioni. Quindi per quello io dicevo all'inizio della trasmissione il termine noi non è molto usato, perché non c'è questo spirito collettivo, no? Che non voglio essere frainteso, comunismo, perché un giorno ma tu sei comunista, ma cosa c'entra? Non c'entra niente, perché la Germania insegna, di fatto è di testa socialdemocratica, perché riescono a tenere insieme governi di diversi colori per l'interesse della collettività. Dovremmo ragionare anche qui. Quindi io dico sì, se ci fosse la volontà, avevo posto come ricatto già nel 2006, quando potevo essere candidato in provincia, avevo posto ai partiti, sentite, lavoriamo sotto questo aspetto. Faccio un esempio però. In Europa, Bordeaux, che è simile a Trieste come numero degli abitanti, aveva deciso di costituirsi in città metropolitana. Attorno a Bordeaux ci sono circa 44 comuni. In Francia ci sono moltissimi comuni, anche con pochissimi abitanti. Morale della favola, nessuno aveva accettato. Loro si sono costituiti in città metropolitana nell'arco di 8 anni, 10 anni, quasi tutti i comuni. Perché? Perché sono andati anche in Comunità Europea con dei progetti dove coinvolgevano anche gli altri comuni, con dei progetti specifici, e la Comunità Europea non è che stanzi un importo per le città metropolitane, sei tu che devi andare a proporti con idee e con anche innovative. Volevo chiedere questo, lei ha parlato della Francia, ma insomma vabbè, si può fare anche il discorso di Roma. Per quanto riguarda le circoscrizioni, no? Sì. Le circoscrizioni di Roma poi sono i quartieri ed è una realtà completamente diversa, perché ci sono dei quartieri che hanno probabilmente più popolazione di Trieste, credo. Sì, zona Centocelle c'ha 350.000. Ecco, non parliamo poi degli arrondissement francesi che hanno anche un certo fascino, se non altro perché è più bello dire arrondissement che circoscrizione, ma questo è un altro discorso. Credo che da parecchio tempo, no? Poi tra l'altro Giorgio Cecco, che sarà l'ospite che verrà dopo di lei, è credo anche consigliere circoscrizionale. Si potrebbe in qualche modo conferire davvero più poteri alle circoscrizioni, o come dire, per come siamo messi la vede piuttosto complessa come cosa?
Dal punto di vista normativo non c'è una norma che definisca un assetto amministrativo delle circoscrizioni. Quando io svolgevo l'attività di amministratore avevo messo da parte un tesoretto, come si dice oggi, per ogni circoscrizione. E con la promessa, e lì è questione anche un po' di rispettare le promesse, con la promessa che la circoscrizione, qualora avesse indicato un lavoro da poter fare, il comune, l'amministrazione centrale, lo avrebbe fatto e avrebbe stanziato i soldi all'interno di questo budget, chiamiamolo così. E quindi questo l'ho fatto, che qualcuno mi contraddica, non penso, perché è realtà. Per me la circoscrizione ha un grandissimo valore. Certo, bisogna ovviamente stabilire che cosa quali sono le dimensioni, certo, perché ci sono delle connessioni tra circoscrizione e circoscrizione. Tu non puoi fare Metaiola, uno lo vuole. Ci sono le circoscrizioni, alcune strade che sono a cavallo delle circoscrizioni. Sì, quello poi è. Sì, ma tipo Via Giulia e San Giovanni. E quindi alla fin fine, secondo me, darebbe più dignità alle circoscrizioni, perché così come sono, effettivamente l'amministrazione la vede sempre come un fastidio, perché le considerano, hanno un parere consultivo, quindi tutta una serie di cose. Per me è una buona palestra anche per chi vuole affrontare, diciamo, non un'attività lavorativa, ma un percorso di passione politica amministrativa. Sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno. 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 Mi chiamo Denis, chiamo in merito al discorso di via Damiano Chiesa. Io sono un residente della zona, ovviamente San Giovanni, e sono consapevole che Damiano Chiesa è diventato un'arteria importante per chi abita sull'altopiano e deve tagliare i tempi, diciamo così, per recarsi ovviamente in città. Esatto. Questo però crea molto pericolo, in quanto soprattutto nello scendere, essendoci una pendenza oltre il 20%, si crea una velocità importante ed è comunque una strada residenziale con dei pedoni, soprattutto bambini, ma anche gli adulti. E io ho già fatto presente che ci sono delle situazioni con i marciapiedi che dovrebbero essere messi a posto, e la strada che ha alcuni punti molto pericolosi. Quindi confrontandomi anche con il residente della zona, si era fatto anche anni fa una raccolta firme per riuscire almeno a creare un senso unico, o ancora cosa più interessante, solo il passaggio per chi è residente. Questo per una questione di sicurezza di noi, che ci troviamo costretti più volte a attaccarci al muro per fare passare le macchine che scendono a velocità elevata, e varie situazioni anche atmosferiche, tra cui quando piove, che sappiamo che il clima ultimamente è diventato più esotico che altro. Esotico non è male. È chiaro, la interrompo solo per questioni di ritmo, diciamo così, ma comunque è chiaro. Poi magari chiederò questo anche all'altro ospite, che non so se è di quella circoscrizione, ma comunque insomma è un ragionamento abbastanza importante, che riguarda poi anche, se vogliamo, in senso più lato, l'accesso alla città. Sì, è lo stesso problema di via Bonomea dal per certi aspetti sì. La storia del passaggio solo dei residenti non funziona granché. Funziona, è molto fastidioso, per quello dopo l'automobilista sceglie un'altra strada, mettere il rilevatore di velocità semaforico. Cioè quando tu superi, sono più semafori si possono mettere, quando tu superi una certa velocità ti viene rosso. E tu rimani bloccato, allora quindi sei costretto, e ovviamente deve essere ben segnalato, sei costretto a mantenere la velocità ad esempio di 30 km all'ora. Ecco, questo è. I dossi sono un pro e contro, perché se un'ambulanza deve correre, allora so che quello il povero infermo all'interno c'è una situazione tipo prima pagina, ma questo è un discorso. In Piemonte usano molto i dossi.
Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. No, sono sempre io caduta la linea. Prego. No, basta, io più di quello che ho detto non ho altro da aggiungere, insomma ci stiamo mobilitando. Mi tolga soltanto una curiosità, perché io poche volte, abitando più o meno da quelle parti, ogni tanto mi è capitato è comunque una strada a doppio senso, sì? Sì, è una strada a doppio senso. È a doppio senso, sì. La percorro poche volte e quindi mi dimenticavo. Grazie, buona giornata. Sì, buona giornata. Io penso che, non so se ha ascoltato il telespettatore la mia... E forse sarà che avrà dovuto... E invece poi c'è questa mail da parte di una lavoratrice della Tirso, dice: basterebbe monitorare seriamente le aziende che ricevono contributi dalla Regione, anche perché sono soldi di tutti i cittadini. Allora, questo è giusto. Ma con questo non vuol dire che pongo un'eccezione, è importante la tipologia del monitoraggio, perché delle volte viene superato, c'è già una forma di monitoraggio per determinati progetti, no? E c'è l'annoso problema che è italiano, non è soltanto di Trieste, quella di ricevere dei contributi, l'impresa dopo un paio di anni chiude, invece dovrebbero fornire delle garanzie e l'unica forma di garanzia è la pecunia, non c'è niente da fare. Sì, appunto. Sentiamo la prossima telefonata che è in linea, buongiorno. Buongiorno. C'è vita dall'altra parte? Sì, c'è vita. Pronto? Niente. No, niente, lasciamo stare, probabilmente, io ripeto, eventualmente so che è un po' complicata come cosa, ma chiudete l'audio del televisore quando telefonate, perché sennò c'è questa storia dei ritardi che è abbastanza, sembra di tornare ai tempi in cui si andava a carburo. Invece ci abbiamo verso la conclusione. So che lei non ama, appunto l'ha detto, non è un argomento che che le piace, quello dell'Ovovia, però volevo chiedere in realtà un'altra cosa, ne abbiamo discusso prima quando lei era microfonato, quando lei veniva microfonato, questo discorso dello scarso successo, mettiamolo così, oppure dello scarso appeal, che forse è più elegante come forma, dei parcheggi, diciamo, dei parcheggi periferici, che non riescono a decollare sotto certi versi. Ma ormai è sperimentato. È sperimentato dappertutto? Dappertutto, in qualsiasi stato. O fai uno shuttle, cioè praticamente un percorso su binario, su magnete, su indifferente, dedicato dal parcheggio a un centro definito, se no altrimenti non funziona. È comprovato. Il parcheggio di Via Locchi era un esempio, perché è stata fatta la piscina lì, la piscina natatoria a Bianchi, perché a un certo punto quel parcheggio non veniva mai utilizzato e allora si è sfruttato, dato che c'è una legge che impone ogni due spettatori ci deve essere un posto macchina, quindi alla fine si è approfittato per valorizzare quel parcheggio, il quale parcheggio aveva portato a un contenzioso tra il Comune e la Fiat di 30 miliardi di lire di allora. E quindi si è salvata la situazione. Per quello, se uno contesta perché lì abbiamo fatto la piscina, perché abbiamo trovato questo compromesso. Quindi ormai è definito che le aree pedonali, diciamo, riservate ai pedoni sono generalmente, la misura ideale, il diametro ideale sono 300 metri e poi devono esserci degli assi che portano a dei parcheggi. Torino ne è un esempio lampante, hanno dovuto fare il parcheggio enorme sotto Piazza San Carlo, che però parte prima di Piazza San Carlo, già da via Roma, dalla stazione, quindi alla fine è centrale. Dopo ci sono anche dei parcheggi periferici che servono alla zona, come ad esempio il caso nostro di San Giacomo. C'era un piano parcheggi, Dio mio, fatto già nel 2000,
che però per mancanza di coraggio non si è sviluppato, se non quelli che erano già avviati, perché non dimentichiamo, San Giacomo era già avviato, però si è chiuso quello non si è fatto quello di Riva Nazario Sauro, non si è fatto quello di Ponte Rosso, erano 400 posti, Nazario Sauro 400, altri. Che non mi si dica la storia dell'acqua, perché ormai i parcheggi li fanno anche subacquei, quindi non esiste questo discorso tecnico. C'era il parcheggio di Largo Barriera, dove c'era la Palazzina Liberty verso la Madonnina, quel triangolo chiamiamo. C'era una serie di parcheggi, praticamente 2.700-2.800 posti macchine che non sono stati realizzati, e Trieste paga questo, perché Trieste è una città commerciale e di commercio, è un'area commerciale, e come tutte le aree commerciali in giro per la regione, perché la gente ci va? Perché c'hanno il parcheggio gratuito. Qui forse dovremmo trovare fuori una soluzione anche che la prima ora o mezz'ora dovrebbe essere gratis. Un'ultima, allora già che ci siamo la stuzzico anche su questo. Io sono convinto che Trieste sia come la città protagonista di un film musicale degli anni 50 che non è molto noto, che si chiama Brigadoon, dove questi per una sorta di malia vanno a dormire e si svegliano 500 anni dopo. Secondo me qua basterebbe che noi andassimo a dormire e ci svegliassimo 5 anni dopo, però nel frattempo da fuori vengono e fanno i lavori, perché così poi quando ci si sveglia abbiamo parcheggi, abbiamo ponti, senza che, e questo secondo me è un grande difetto della città, senza che ci si concentri sui disagi che comunque, anche quando uno ristruttura casa, ha una settimana dove ha gli operai per casa, odore di pittura, eccetera. Io credo che la città si concentra troppo sul disagio e non vede il progetto finito. Ma allora c'è un aspetto, io ricordo quando portai la delibera che prevedeva la pavimentazione da Viale 20 Settembre, zona Acquedotto, fino a Piazza Venezia. Erano tutti contrari, tutti, perfino la maggioranza. Ho avuto anche dei problemi, chiamiamoli di carattere fisico, perché passavo, qualcuno mi sputava, perfino, quindi iniziai con una via che era impensabile iniziare, e pertanto è un po' come il discorso della cabinovia anche, per quello ho detto che non mi appassiona, ma adesso c'è anche l'aspetto che potremmo fare una trasmissione ma pongo un problema, l'allargamento di Baccola. Io dico fantastico, perché portai 2 progetti concorso che al comune non costò niente, perché uno l'aveva finanziato l'ANCE e l'altro la Fondazione Cassa di Risparmio, era un progetto di idee, ma perché si poteva fare quella volta e si può fare anche tuttora, però uno mi deve dire dove trova fuori 800.000 cubi di materiale, dove allora potevano provenire dallo scavo delle 2 gallerie della grande viabilità. Oggi bisogna andarle a acquistare, a meno che tu non fai una discarica, ma non vedo... No, alle viste mi sembra un po' difficile. Grazie a Uberto Fortunadrossi per essere stato con noi, è sempre molto piacevole parlare con lei. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci sarà Giorgio Cecco di Civica Idea Giuliana. Grazie a voi e a Tele4 e a tutti i telespettatori. Allora, secondo ospite di questa puntata di Sveglia Trieste, Giorgio Cecco, consigliere circoscrizionale in 5ª circoscrizione per Civica Idea Giuliana. Grazie per essere ritornato nei nostri studi. Grazie a voi. Chiedo scusa se magari qualcuno può portarmi un bicchiere d'acqua, perché probabilmente con l'aria condizionata ho un po' di fastidi in gola, ma con calma, se no approfitto durante la pubblicità. Allora, volevo dunque intanto saluto Claudio Visentini che ci manda questa riflessione. Allora, troppi 5 focolai a 100 metri di distanza uno dall'altro per credere che sia un evento causale quello di ieri. Che provvedimenti si possono adottare per prevenire tali comportamenti e tali danni?
Diciamo già la Regione è attiva da questo punto di vista anche con la protezione civile eccetera, quindi già negli anni passati abbiamo visto degli interventi immediati. È chiaro che è da capire qual è il problema base, se è un problema causato da dolo piuttosto che da appunto qualcuno che magari da qualche piromane piuttosto che invece da un caso eccezionale. È chiaro che ogni volta che le temperature si alzano ci sono dei terreni a rischio, anche perché insomma c'è abbastanza giorni che non piove, fra l'altro, quindi il terreno è tutto secco e quindi sicuramente si provocano questi problemi. C'è una grande azione di prevenzione da fare, informare tutti, ma questo già lo sta facendo, perché il problema l'abbiamo qua, ma insomma è un problema assolutamente nazionale ma anche regionale, quindi in molte aree della nostra regione. Per quanto mi ricordo anche negli anni passati c'è stato un sorta degli interventi molto puntuali da parte appunto della protezione civile, dell'amministrazione regionale, ovviamente in sinergia con gli enti locali. Credo che insomma questo sia la base, fra l'altro addirittura con aiuti dalla Slovenia e viceversa, quando appunto quindi c'è anche questo aiuto transfrontaliero. Credo che l'azione che possiamo fare in questo momento, al di là di magari dotarsi ancora di ulteriori mezzi, perché per esempio mi ricordo nell'emergenza che c'era qualche anno fa, abbiamo dovuto aspettare comunque i piccoli aerei che portano, anzi prendevano l'acqua di mare, poi, e là c'era un problema perché eravamo un po' scarsi di mezzi, nel senso che dovevamo sempre farli venire anche da più lontano. Ecco, magari forse fare un'azione perché ma anche in Friuli Venezia Giulia ci sia qualche mezzo attivo pronto, ecco, questo magari potrebbe essere un'azione utile. Tutto il resto è prevenzione. Allora, ne discutevamo prima in seguito ad una telefonata molto, molto interessante da parte di un nostro telespettatore di via Damiano Chiesa, cioè diceva questo spettatore che via Damiano Chiesa è anche diventata una sorta di sfogo per chi scendendo vuole raggiungere la città in modo più veloce. Questo crea tutta una serie di problematiche su quella strada, che oltretutto è una strada in pendenza, quindi insomma parte in pavè anche, sì. È vero, e parte anche in pavè. Il discorso potrebbe sotto certi aspetti essere esteso, no? Cioè, e l'abbiamo fatto anche con Fortuna Drossi, cioè è sempre quello dell'accesso in città. Anche la questione cabinovia è collegata all'accesso in città, ma per esempio partiamo da una realtà come via Damiano Chiesa, che non è in quinta circoscrizione, perché credo che è sesta, sì. È sesta, però insomma il discorso ormai non è che perché un consigliere circoscrizionale è della quinta, io sono nato a San Giovanni, oppure per tutta una serie di ragioni non conosca la realtà della quarta o della terza, però appunto in questo caso perché come si può sovvertire, anche se il termine non è elegante, questa tendenza, perché la gente giustamente prende una strada perché sa che gli conviene, perché ci mette meno tempo, eccetera. No, diciamo che allora io la conosco molto bene quella via, perché fra l'altro già sono nato a San Giovanni, per cui da ragazzino. Siamo visti anche una volta per un problema che riguardava via del Tibo. Sì, di fatto. No, poi fra l'altro insomma è sempre stata la via che insomma, anche per arrivare nell'altipiano, in Carso, cioè, l'abbiamo sempre usata noi abitanti. Mio papà, mi ricordo, fra l'altro, quando andavamo a fare qualche gita in Carso, spessissimo passavamo. Anni fa io la facevo anche in bici, un paio di volte, insomma, in giù. Devi essere bene. No, in giù. Perché in su è veramente come andare sullo Zoncolano. No, ma comunque diciamo che in realtà o si fa un ragionamento su un senso unico, perché il problema in realtà, almeno per quanto l'ho vissuto io, sia negli anni passati che di recente, quando appunto sono andato magari a trovare qualche amico, eccetera, o per proprio andare verso il Carso,
Non ho visto sta grande problematica, il problema è soltanto in alcune zone dove effettivamente ci sono le macchine parcheggiate e non si riesce a passare in due, uno che scende e uno che sale. Ecco, forse bisognerebbe fare un ragionamento magari di lasciare libera la strada in alcuni punti strategici, come sul curvone, che effettivamente non si parcheggia nessuno perché fra l'altro è praticamente impossibile farlo. Però io credo che quello sì è un problema, ma è un problema abbastanza contenuto. C'è un traffico secondo me costante, ma non così importante rispetto ad altri flussi come potrebbe essere, non so, via commerciale o altro, no? Quindi credo che invece il problema che ci hanno segnalato in zona è invece l'uscita in alto, sì, che là è un rischio di incidenti perché effettivamente non si vede bene la strada e quindi là magari sarebbe da valutare una soluzione dal punto di vista viabilistico stradale per come trovate ancora degli specchi, delle cose, perché effettivamente là ci sono diversi incidenti, mi hanno segnalato. Su quel punto. Perché la questione dei dossi è sempre un po'... perché ovviamente c'è il discorso delle norme che non permettono di mettere i dossi ovunque, no? C'è invece la possibilità di fare quei dossi dolci eventualmente in alcune aree, no? Poi, diciamo che là però io non credo che sia quello il problema, là è il problema proprio del doppio senso, che ci si, scusate il termine, incugna in qualche zona, soprattutto all'inizio. Temevo un altro termine. Sì, soprattutto nella parte, diciamo, iniziale, un po' avanti, ecco, sì. Poi dopo è scorrevole in realtà. Invece il problema secondo me, molto più importante, ne abbiamo più volte discusso anche con i vari assessori che ci sono susseguiti, là è anche un discorso di responsabilità anche fra comune e ferrovie, c'è proprio la via del Timo che accennavo prima, che là ci sono dei problemi sul manto stradale importanti. Non so se ti ricordi, tanti anni fa era anche crollato il ponte che poi è stato risistemato, però là effettivamente noi abbiamo fatto anche dei sopralluoghi, anche come associazione, se mi metto anche poi il cappello da fare ambiente, e anche abbiamo fatto diversi sopralluoghi con i residenti in zona, è un problema sulla strada, è un problema abbastanza importante, perché la strada è molto ammalorata, soprattutto in alcuni punti, sono stati fatti dei ripristini nel corso degli anni, però là bisogna credo riprendere in maniera un po' più seria tutta la strada. Là i residenti lamentano addirittura fessurazioni sui muri delle case, sui muri di confine, quindi però una parte di questa poi va a incidere sul terreno delle ferrovie che passa sotto, no? Quindi bisogna capire un po' anche le competenze. Questo è sicuramente una cosa che bisogna prendere in mano in qualche modo. Ripeto, abbiamo già allertato ancora a suo tempo gli uffici, gli assessorati, spero che prima o poi nelle varie opere prendano in nota anche questo problema, che è un problema abbastanza annoso che si trascina da diverso tempo. Allora, diciamo che, scusami, la manutenzione è molto importante, no? Qua purtroppo secondo me è da fare un lavoro un po' più radicale rispetto a una semplice manutenzione ordinaria. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi torniamo per proseguire, parleremo sempre di viabilità e della città, insomma. Per noi anzianotti. Allora, eccoci di nuovo in compagnia di Giorgio Cecco, consigliere circoscrizionale di Civica Idea Giuliana. Continuiamo a parlare, sarebbe bello anche se magari qualche telespettatore dicesse anche la sua opinione, proprio per quanto riguarda la viabilità, diciamo, interna ed esterna alla città. Io non toccherei ancora la cabinovia perché questo è un discorso
Possiamo anche farlo. Comunque no, discutevamo anche prima, no, con Uberto Fortunadrossi dell'insuccesso dei parcheggi di prossimità, sì. Insomma, quelli di periferia, ecco, insomma, anche non so se si chiamano di prossimità, direi, no? Ecco, potrebbe essere un termine. Perché non tirano, diciamo così? Ma diciamo, innanzitutto perché siamo pigri, no? Ovviamente, questo è il primo questo punto. È un dato che non è poi anche sbagliato. Perché, per esempio, adesso spero che come promesso si spinga un po' in questo senso, devono essere pubblicizzati un po' di più anche per quanto riguarda il turista, no? Che magari non sa effettivamente, con una segnaletica più importante, più che si veda molto meglio, che si capisca meglio. Ma diciamo, io l'ho detto più volte anche come appunto responsabile di questo movimento ecologista ormai da tanti anni, che alcune scelte che sono un po' nella mente anche della nostra amministrazione comunale, del nostro sindaco, che è quello di intervenire in maniera abbastanza coraggiosa per quanto riguarda il centro cittadino. L'ideale sarebbe, secondo me, chiudere al traffico completamente il centro cittadino, dove si potrebbe andare con dei bus navetta, no? E usare tutti i parcheggi che sono invece nell'area di semicentro, che sono già presenti. Questo è sicuramente un'idea che non nasce oggi, non nasce da me, ne abbiamo discusso e parlato più volte, anche il sindaco ragionava sul famoso ring, no? Quindi io credo che questa potrebbe essere una soluzione per invogliare anche a utilizzare i parcheggi che non sono prettamente nel centro cittadino. Diciamo che noi, avendo tra l'altro un servizio pubblico che funziona molto molto bene, fra i migliori in Italia, fra l'altro, siamo avvantaggiati da questo punto di vista, quindi magari incrementando quello che è il trasporto pubblico interno al centro cittadino, si può anche intervenire in maniera più puntuale su questa problematica. Fra l'altro io mi ricordo ancora tanti anni fa, all'epoca tu ti ricorderai sicuramente, all'epoca del sindaco Cosolini, sì, si era fatta quella famosa sperimentazione su via Mazzini. Come no? Disgraziata, fra l'altro, secondo me, perché aveva proprio una mancanza di coraggio nel chiudere un'area più vasta e fare, come dicevo io, dei trasporto interno. Io mi ricordo all'epoca, no, quando si faceva questa sperimentazione, le vecchiette mi chiamavano in un ufficio, mi fermavano per strada perché, essendo chiusa la via Mazzini anche al traffico per quanto riguarda i bus, sì, io sto a casa, mi dicevano queste signore, sto a casa perché io non ho modo di andare in città, perché non ho altro modo che il bus. Come arrivo? E quella sperimentazione secondo me è stata sbagliatissima, perché non ha trovato riscontro, fra l'altro anche nella popolazione, infatti poi è stata abbandonata. Invece quello che era più interessante, una vecchia idea, mi ricordo ancora dell'assessore Rovis, era quella di ragionare su una chiusura o totale o parziale del Corso Italia, per ragionare. Secondo me quella poteva avere un senso più che la via Mazzini. Ma torno a ripetere, secondo me riuscire a creare un centro sostanzialmente pedonale con dei bus navetta di collegamento e i parcheggi esterni a questo famoso, lo chiamiamo anche noi, possiamo chiamarlo ring come lo chiama il sindaco, potrebbe essere una cosa interessante. Ci vuole coraggio e un po' di risorse per fare questo. Invece in un contesto appunto più generale, il discorso sulla cabinovia come si inserisce? Allora guarda, il discorso della cabinovia, io l'ho detto tre altre volte, mi ripeto, ma magari per essere anche un po' chiaro anche sul pensiero mio personale, ma anche poi tutto sommato della civica, ma anche dell'associazione di cui faccio parte da tutti questi anni. Io già in tempi non sospetti, sia come la civica che rappresentavo, ma anche come associazione,
abbiamo valutato positivamente un vecchio progetto, se ti ricordi, ma sicuramente lo ricorderai, quello di collegamento da Barcola a Montegrisa, Funivia. Sì. E quello secondo me era un progetto che era sicuramente da riprendere in mano, l'avevamo detto, era interessante anche per il discorso, soprattutto per il discorso turistico. E poi è venuta fuori questa idea, questo progetto della cabinovia. Purtroppo in questo momento questo progetto ha preso una piega che non è, ma da diverso tempo ormai, che non è né ambientale, né sviluppo della città, né economico, né sociale, ormai è un tema puramente politico. E questo ha un po' snaturato tutta la cosa. Io mi ricordo, sono stato un paio d'anni fa dall'ingegner Bernetti, una buona mezza mattina, e mi ha mostrato il progetto, ci abbiamo ragionato, ho anche fatto le mie osservazioni per poter modificare anche l'impatto ambientale, che sono state anche, devo dire, recepite, per cui ha fatto un ragionamento, secondo me, serio. E lui mi diceva all'epoca, sì, ma guarda che tutti quelli che sono contro questo progetto, io non li ho mai visti, mi diceva, non sono mai venuti da me. E questo è già un segnale abbastanza così, che fa riflettere. Io credo che è un progetto che, se gestito bene, con alcune modifiche dal punto di vista ambientale, può portare un qualcosa in più alla città. Diciamo che è partito col discorso del PNRR un po' male, secondo me, solo per il discorso di mobilità, quando secondo me una grossa parte sul discorso turistico effettivamente ha una valenza importante. Bene sarebbe, e questo discorso che anche come Civica Idea Giuliana sicuramente ne abbiamo parlato, ma porteremo avanti, è quello di un eventuale collegamento a Montegrisa, ritornare sul vecchio progetto. Quello secondo me potrebbe avere una valenza importante. Quello che è chiaro è che bisogna risolvere il problema del famoso ingresso della città da nord, che in questo momento quello è un problema, non via Damiano Chiesa, quello è un grosso problema sicuramente. Dopo, torno a ripetere, in questo momento è puramente un caso politico. E io posso farti due esempi, anche perché in certi momenti veramente sono rimasto male dalle posizioni che hanno preso in maniera anche non bella, secondo me, da parte di chi è contro questo progetto. Io, al di là, torno a ripetere, uno può piacere, non piacere il progetto, c'è il grande rispetto, devo dire la verità, ci sono delle criticità che anch'io ho rilevato, tutto quello che vuoi, però quando una consigliera regionale in questa trasmissione mi viene a dire che uno dei problemi è se una donna va in cabinovia con 4 uomini, non ci va. Ti sembra che questo possa essere un discorso da fare, un problema? Allora tutte le sciatrici di tutto il mondo hanno il problema di entrare in cabinovia? Cioè, ma che ragionamenti stiamo facendo? Quindi sono dei ragionamenti veramente che ti lasciano non basito di più, no? Allora, se questi sono i dettatori di questo progetto, ti fanno questi ragionamenti, io credo che, al di là della mancanza di rispetto verso un genere maschile che, voglio dire, avrà tutti i suoi difetti, ma fa parte di questo mondo delle persone. Allora, se tu ti ritrovi in una cabinovia 4 uomini e una donna, tu cosa pensi? Che tutti i 4 uomini sono dei violentatori? Perché questo è il ragionamento. E se no, uno mi dice, ho paura di andare perché sono 4 uomini. Ma allora, voglio dire, anche con la piccola esperienza di vita che ho io, se mi arriva una persona che mi offende una ragazza che c'è una cabinovia, con me non c'è da fare ad offenderla, te lo dico subito, sarò della vecchia guardia, ma voglio dire, quindi secondo me non sono ragionamenti da fare, no? Questo è un appunto che lo faccio perché l'ho visto in trasmissione, effettivamente è stata una cosa, cioè non si può ragionare, anche perché metti sullo stesso piano un problema sociale importantissimo di violenza contro le donne su una cabinovia, sullo stesso piano, perché alla fine è anche questo, no? Secondo me, ecco, se questi sono gli argomenti di chi è contro la cabinovia. E poi posso farti anche un piccolo appunto, una riflessione, visto che in questi giorni sta parlando del famoso sondaggio. Sì. Allora, io casualmente mi sono fatto una stampetta
una slide, quando se tu vai a vedere sul sito, di questo famoso sondaggio. Allora, le considerazioni sul progetto. Poi se vuoi me la mando. Allora, facciamo così, perché c'è una telefonata in linea e dobbiamo andare in pubblicità, io poi non voglio far rimanere... No, per carità, sentiamo prima i telespettatori. Sentiamo la telefonata, poi dopo, quando torniamo, vediamo. Certo. Speriamo che la telefonata sia su questo argomento, così poi... Buongiorno. Buongiorno. No, mi dispiace, cioè la cabinovia a me non piace, lo dico subito. Pazienza. Comunque, no, quello che volevo dire, visto che parlavate di via Damiano Chiesa, il problema è anche Nongera Paese. Io non capisco perché non si possono mettere i dissuasori. C'è un asilo, la strada è stretta comunque, a prescindere dalle auto che sono posteggiate. Vengono giù per via Max Fabiani a 100 km all'ora, anche le biciclette, perché io abito là, se io devo stare attenta ogni volta che esco dal cancello. Allora, come si fa a far capire queste cose? Questa mattina io sono stata fuori col cane alle 5:30 e vi dico sinceramente, sono arrivata alla fine del paese, la stradina poi è stretta per arrivare a Catinara e c'era uno che correva a tutta lei, mi ha addirittura suonato che devo spostarmi, ero attaccata al muro. E allora si può fare questi dissuasori o no? Che problemi ci sono? Non potete dirmi delle croce rosse, perché la Croce Rossa tante volte passa qua sotto con tutte le luci spiegate, ma si deve bloccare perché non riesce a passare. Allora che logica è questa? Scusatemi, sapete, però bisogna anche un po' guardare queste cose, insomma. Okay. Io penso che si potrebbe anche fare queste cose, è tutto il mondo che è dissuasori, cioè non riesco a capire che problemi ci sono. Poi non ci sono più neanche le tabelle, i 30 km all'ora fanno ridere. Ok signora, è chiaro. Grazie. Andiamo in pubblicità e poi magari partiamo da questo e riprendiamo, anche perché poi ci sono altre domande su viabilità, per cui possiamo metterle insieme. Dopo la pubblicità. Dove devi? E che piace, lui ama. Sì, no, che Allora, abbiamo una telefonata in linea, quindi sentiamo la telefonata, poi abbiamo tutta sta posta in evasa da rispondere. Buongiorno. Buongiorno, volevo fare una segnalazione. Prego. Allora, in via Pierano sono stati tolti via i bottini delle immondizie. In via? E per le persone, via Pierano. Via Pierano, ok. Sì. Allora le persone anziane devono camminare fino a via Baiamonti oppure giù per via è scomodissimo, no? Se è possibile fare qualcosa, insomma. Ok. Se è possibile rimetterli, insomma. No, ma faremo una segnalazione ai circoscrizionali, così magari. E questo è un problema molto sentito, sì, logicamente, quando bisogna capire anche perché tante volte abbiamo anche delle segnalazioni perché magari vengono spostati provvisoriamente, quindi da capire un attimo con il servizio, insomma, sì. Però sono segnalazioni che, ecco, per esempio, questo è un lavoro molto costante, continuo, che fanno le circoscrizioni. Segnalazioni di questo tipo, che sono appunto spostamento di bottini, il buco sul marciapiede, sono il lavoro più grosso che venga a fine. Che circoscrizione è via Pirano? Settima. Settima. È quella che prende Valmaura, sì, quella più, Valmaura fino a Borgo San Sergio. Confina con la vostra. Confina con la nostra. Sì. Allora, una mail ci consente di parlare perché dice: se i promotori e i difensori del progetto Cabinovia sono convinti che la cittadinanza sia a favore o comunque non contraria e criticano i risultati del sondaggio fatto recentemente, perché non ne fanno uno per conto loro? Ma guarda, allora io ovviamente non dovremmo capire le dinamiche con chi ha proposto il progetto, quindi con la giunta e col sindaco, di cui della giunta io non faccio parte. Io avrei anche fatto quando è stato proposto il referendum, poteva anche essere un'idea, non ero contrario da questo punto di vista. Io invece sui sondaggi sono perplesso generalmente, quindi io i sondaggi li prendo sempre molto con le pinze. E ti faccio questo esempio che ti volevo fare prima, poi magari parliamo delle altre domande che ci sono state fatte. Allora, ci sono le considerazioni del progetto. Allora, questo progetto chiede questa domanda è:
lei considera il progetto della cabinovia metropolitana Trieste-Officina per la città come positivo, molto positivo, abbastanza positivo o meno. Allora, da questo sondaggio viene fuori, era sul nostro quotidiano locale, che il 73% degli intervistati non lo giudica positivo, lo giudica negativo o poco positivo. Bene. Qua se si va a indagare proprio su questa slide dove viene evidenziato questo, noi abbiamo anche la divisione in base ai partiti, alle forze politiche. Quindi evidentemente chiedevano all'intervistato di che area politica fosse. E noi abbiamo che, quanto riguarda la positività, per il PD il 9%, per i 5 Stelle il 16%, per i Verdi Sinistra il 6%. Ci sta, c'è una parte comunque positiva anche nella sinistra. Centrodestra, Lega 71%, Fratelli d'Italia 63% e Forza Italia 53%. Che si possono equiparare, no? Sì. Potremmo dire siamo un 50%. Come mai allora il 73% mi dà un voto negativo? La considerazione che posso fare è che gli intervistati erano in gran parte di centro-sinistra. Non capito. E che ragionamento posso fare? No, non abbiamo i dati, abbiamo i dati specifici, però un ragionamento, una riflessione che si può fare, come può essere che nelle percentuali siamo là e là e alla fine il 73% è il contrario? Anche perché la riflessione parte dal fatto che è stato richiesto a 3.000 cittadini e hanno risposto soltanto 800. Per questo dico, senza nulla togliere al sondaggio, senza dire che è un sondaggio pilotato, tutto quello che si vuole, però da prendere con le pinze. Fra l'altro, in un'altra domanda, sempre su questo sondaggio, adesso qua non ce l'ho, ma se ben ricordo, paragonavano la cabinovia al tram di Officina. Sì. Che secondo me non è paragonabile. Sono due cose completamente diverse. Ma anche nei dati, perché nel momento di massimo splendore, che poi vediamo che sicuramente adesso sarà ripreso, forse ne faremo anche di più, il tram di Officina faceva all'anno 700.000 passeggeri. Qua ragioniamo di un progetto che a progetto siamo oltre i 3 milioni. Quindi come si può paragonare, no? Allora è chiaro che un sondaggio dipende molto anche da come poni le domande. Quindi io terrei sempre i sondaggi per quanto riguarda le pinze. Se dopo possiamo fare ancora una riflessione sul numero di passeggeri, la faccio molto rapida. Sì. A progetto c'erano 3 milioni e 6 per far sì che a bilancio ci si guadagnasse qualcosa. Essendo un servizio pubblico io non credo che abbiamo necessità di guadagnarci, quindi con molto meno cifre intorno ai 2 milioni di passeggeri e con un biglietto diversificato per la parte turistica, andiamo anche dal punto di vista economico sicuramente a parità se non a positività. Ecco, quindi questo è un altro ragionamento che sarebbe... Poi dico, ci sono tanti punti che in realtà, e su questo devo dire che chi è contrario al progetto è molto bravo a veicolare sui media tutta questa contrarietà, cosa che evidentemente, questo do ragione a chi aveva detto prima, probabilmente chi invece è favorevole non riesce a spingere da questo punto di vista. Io prima di proseguire chiedo scusa anche a chi è in linea, ci sono queste immagini che ci sono arrivate dai Vigili del Fuoco che questa notte sono intervenuti presso Villesse per un incendio di rotoballe di fieno depositate in un hangar presso un'azienda agricola. Nel piazzale di questa azienda c'erano 3 hangar accostati, stipati di queste rotoballe. L'incendio ha interessato anche quelle depositate nel capannone centrale. I soccorritori hanno spento le fiamme e sono riusciti ad evitare che la propagazione delle fiamme raggiungesse gli altri 2 hangar. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica e lo spegnimento del fieno bruciato, smassando tutte le rotoballe, un centinaio andate a fuoco, per poi completare l'intervento con la messa in sicurezza di tutta l'area interessata dall'incendio. Le cause di questo incendio sono
al vaglio sono oggetto di un'indagine. Sentiamo la prossima telefonata che è in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno, io sono Gabriella del Largo Barriera. Buongiorno. Conosco bene il consigliere perché io partecipo alle riunioni in l'ho vista, della circoscrizione tante volte. Come lei sa, io sono contraria alla cabinovia, sono contraria a molte cose che sta facendo il comune in questo momento. In particolare la nostra zona ha un flusso di macchine che non ha nessun'altra zona di Trieste, e lei lo vede perché è di questa circoscrizione. In Largo Barriera abbiamo il flusso peggiore di tutta Trieste e non è il flusso del nord come dicono, questo è il flusso veramente, e di qua non si mette nessun tipo di sostituzione, niente. Io vorrei che mi passi per di qua la cabinovia, per qua, per via Oriani, così mi tolgo tutte queste macchine di tutti i triestini che passano, le 10 linee di bus e tutto che passano per di qua, e questo è il flusso, e quindi i numeri non ci saranno mai 3 milioni come le dice, perché c'è un studio anche in base a quello, e il PUNS non lo riesce a vedere la difficoltà, e quindi anche della parte della destra, della maggioranza, si sta vedendo che non si pensa a quello, e quello che sarà dopo il futuro della nostra città, quando i numeri non ci siano. Chi mette i soldi? Noi, come le stiamo mettendo adesso in Largo Barriera, noi stiamo mettendo i soldi per Porto Vecchio, noi che ci mancano asfalti, che ci manca tutto, abbiamo una piazza Garibaldi un disastro, i nostri giardini sono tutti un disastro, perché veramente lo sa bene lei che manca la manutenzione del verde e tutto, e quindi è venuto mio figlio da Amsterdam a farmi il regalo del compleanno, mi ha detto: mamma, io qua già non posso andare più in bicicletta, mi sono abituato molto bene ad andare in piste ciclabili. Bene, buongiorno, grazie. Nuovo via. Buongiorno. Amsterdam ha anche una storia storicamente diversa, insomma. Diciamo che rispondere a queste telefonate mi sembra inutile, nel senso che una parte già contro la giunta e l'amministrazione comunale per partito preso, e quindi comunque quando verrà a trovarci in circoscrizione, se ha delle richieste specifiche vedremo di rispondere come facciamo sempre, fra l'altro, al di là della parte politica, perché devo dire la verità, anche nella nostra circoscrizione, quando ci sono argomenti di viabilità, di manutenzione eccetera, con mozioni, interrogazioni piuttosto che segnalazioni, mediamente viene poi passato avanti all'unanimità, quindi il problema da questo punto di vista non sussiste. Torno a ripetere, l'Eurovia è un discorso che può piacere o non piacere, però portare su una questione puramente politica non mi entusiasma. Intanto facciamo vedere la vignetta di Englaro, così la potete leggere, ma sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Oscar. Buongiorno. Buongiorno, saluto lei Bosazzi, saluto il suo ospite. Vorrei fare due considerazioni al signor Cecco. Per quanto riguarda la cabinovia, che nell'intervista rilasciata dal sindaco ieri a proposito di parcheggi e di soste, ha detto che quando il Circo Soleil sarà terminato, cioè avrà terminato il suo periodo, in quella zona lì molto ampia verrà costruito un parcheggio, non so se multipiano, sotterraneo o cosa, da diversi posti d'auto, e lì siamo in prossimità, insomma, della stazione, e praticamente se fanno un posteggio lì, la cabinovia poi, per eliminare l'accesso e il flusso di autoveicoli, di vetture in centro città, cosa serve il parcheggio? Oppure la domanda opposta è: cosa serve la cabinovia? Cioè, sono due cose che si contraddicono una all'altra. Questa è una cosa, Cecco. E un'altra è quella di ieri, che ho seguito in diretta streaming praticamente tutto il consiglio. Era evidente vedere quanto e come veniva tolta la parola alle due consigliere dell'opposizione, alla Alessandra Ricchetti e alla Rosanna Pucci.
proprio gli è stata tolta la parola dal Presidente. Però adducendo il fatto che si erano incontrati con i capigruppo e avevano deciso nella riunione capigruppo di chi andava fuori argomento gli veniva tolta la parola. Cioè, allora, anche perché argomentare in una discussione che non è semplice di per sé stessa, con le osservazioni che possono anche prendere un giro un po' diciamo più ampio, e secondo il Presidente o secondo chi sta ascoltando dice che non è in argomento della medesima, gli toglie la parola e mi sembra che non ci siamo, insomma. Non è stato bello vederlo e neanche sentirlo. Ok, ecco, la interrompo perché sono chiari i quesiti, siate, vi prego, più concisi possibile, anche perché Giorgio Cecco deve lasciarci con 5 minuti prima della chiusura. Allora, per cui rispondo subito. Per quanto riguarda il parcheggio quello che dovrebbe sorgere attaccato al silo. Innanzitutto ovviamente è un'idea del sindaco da capire se è fattibile, perché ovviamente con la proprietà eccetera, però non è che perché abbiamo la cabinovia che magari risolviamo quello che è cosiddetta penetrazione a nord, non abbiamo il flusso che mi viene dall'altra parte, quindi comunque le persone continueranno a venire dalla costiera, da altre parti, e quindi dobbiamo trovare comunque dei parcheggi per queste persone. Non è che tutti prenderanno la benedetta cabinovia, no? Nel caso, ecco, quindi parcheggio c'è sempre la necessità, al di là di cabinovia sì o no. Per quanto riguarda i lavori del Consiglio Comunale, c'è il gioco delle parti, no? Fra maggioranza e opposizione, e c'è sempre stato, dopodiché le tempistiche e le procedure, al di là del regolamento del Consiglio Comunale, vengono decise dalla capogruppo, quindi se il capogruppo decide alcune procedure è chiaro che bisogna seguirle quelle. Dopodiché se io faccio un consiglio su una variante del piano regolatore e parlo di tutto altro, giustamente il Presidente del Consiglio ti prende la parola, perché non puoi ovviamente, visto anche i tempi stretti, argomentare su cose che non c'entrano con l'oggetto, con l'ordine del giorno, insomma, no? Questo mi sembra abbastanza chiaro. Io non ho seguito nel particolare, ma insomma mi sembra logica sta cosa, no? Se no me ne dimentico, ed è una cosa bella. Lei ci lascia prima perché va su a Prosecco. Allora, io vado insieme al nostro consigliere regionale Carlo Grilli a Prosecco, perché facciamo una piccola conferenza stampa, ma anche più che altro per continuare questa azione di supporto che noi abbiamo fatto, e con un emendamento alla finanziaria, legge di stabilità regionale 2024, per dare un sostegno alle cooperative sociali che si occupano di disabilità, per l'inserimento delle persone nel mondo del lavoro. E fare varie cose. Noi abbiamo fatto questo emendamento per incrementare queste risorse e affinché queste cooperative possono acquistare con dei contributi, comunque un aiuto, delle attrezzature e degli automezzi per gli spostamenti. E in questo caso la Outstanding, che è la caffetteria, pizzeria Prosecco, che è diciamo molto conosciuta e che ha dei dipendenti all'interno che sono bravissimi, fra l'altro, che hanno ovviamente delle disabilità e che operano in maniera favolosa e che avevano bisogno di avere appunto un pulmino in dotazione. Con queste risorse che noi abbiamo messo a disposizione, e che dobbiamo anche ringraziare ovviamente gli altri consiglieri che hanno votato, i consiglieri del gruppo Federica, ma anche l'assessore che ha recepito questo, noi possiamo dare questa possibilità, e quindi questa piccola impresa è riuscita ad acquistare un pulmino per utilizzare nell'attività e negli spostamenti di questi ragazzi. E quindi verrà presentato questo pulmino attrezzato
quella è una cosa molto importante secondo me, significativa proprio per tutto il discorso inclusivo di integrazione nel mondo del lavoro anche delle persone con disabilità, in questo caso anche ragazzi giovani. Questa è una roba, l'iniziativa è molto bella. Sì, per sì, dire quindi la verità. noi siamo su a presentare, anche a vedere questo mezzo che non abbiamo ancora visto, quindi siamo anche molto curiosi, ma mi dicono che è un bel mezzo nuovo, completamente attrezzato, e quindi ecco, questo è sicuramente. Poi se volevo solo, per non lasciare poi magari il spettatore in sospeso, per il discorso che si parlava dei dossi, spettatrice. Sicuramente qua dipende un po' dal codice della strada, quindi ovviamente chi interviene sulle strade, su questo servizio, deve avere comunque la copertura del codice della strada, quindi magari non sempre si potranno fare dei dossi, oppure si possono fare quei dossi più dolci, come più volte si usa fare, oppure magari utilizzare dei spartitraffico o anche dei semafori a tempo. Ci sono varie situazioni, adesso bisognerebbe capire nel caso specifico come si potrebbe fare. Sicuramente se la signora o in casi come questi vengono interpellate appunto le circoscrizioni, noi più volte facciamo delle richieste anche attraverso mozioni all'amministrazione comunale in alcuni casi specifici. E alcune volte abbiamo anche ottenuto delle risposte puntuali. Ecco, allora, io chiedo a chi è in linea di essere non telegrafico, ancora più telegrafico, perché forse così riusciamo a rispondere. Buongiorno. Musacci, buongiorno a lei, alla redazione, gentili ospiti, tutti i telespettatori. Ecco, già abbiamo perso tempo. Vada alla domanda. Allora, la domanda è questa. L'Italia ha, è a Trieste, dopo 107 anni dalla quarta città dell'impero siamo passati a un'economia da morti di fame. Praticamente con il 39% della popolazione triestina in uno stato di indigenza, questi qua mi parlano della cabinovia, a me sembra piuttosto la cabinovia che sia la piramide 3.0. Grazie, buongiorno. Ok, devo rispondere, nel senso che l'economia di una città non si basa solamente su alcune tematiche. Allora, per sfatare anche dei miti, no? Allora, io faccio volontariato da una vita, la mia famiglia fa volontariato, ecco, a Trieste non si muore di fame, a Trieste sicuramente sono tante altre problematiche collegate, ma che poi sono tematiche che riguardano tutto il territorio nazionale, più che solamente Trieste, che sono collegate piuttosto al mondo del lavoro, agli stipendi, eccetera, più che al fatto che siamo in povertà, no? C'è una parte del paese che è in povertà, da capire cosa si intende per povertà e perché è in povertà. Sicuramente c'è da lavorare molto per quanto riguarda il mondo del lavoro, io credo che per quanto riguarda l'assistenza noi siamo ben attrezzati anche a livello del nostro locale, perché comunque diamo assistenza assolutamente a tutti. Certo, da un punto di vista normativo ci sono molte cose da cambiare, questo sono d'accordo, però arrivare a dire che siamo in un modo, diciamo che in realtà, soprattutto quando è a Trieste, io credo che la maggior parte delle persone vivano bene. C'è tante cose ancora da fare, sicuramente c'è da lavorare per quanto riguarda la parte di famiglie che hanno delle necessità che non riescono a temperare, questo sicuramente sì, ci sono tanti contributi in piedi, credo che bisogna fare tanta informazione anche sulla possibilità di aiutare queste persone e sicuramente dando possibilità di nuovi posti di lavoro, sicuramente dare servizi migliori è quello che noi possiamo fare per risolvere tutte queste problematiche e questo è importante a livello nazionale con norme adeguate e aggiornate e il supporto degli enti locali. Noi credo che stiamo facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista, c'è ancora molto da fare anche perché ci sono delle situazioni che si sono create negli ultimi anni per cui alcune procedure bisogna completamente rivederle e riaggiornarle, il caso più eclatante è quello della sicurezza, che sicuramente influisce anche sulla qualità della vita delle persone. Ecco, quindi è un discorso molto generale da fare che non possiamo fare certo in un minuto, ma io non vedo una situazione drammatica, vedo una situazione che è sicuramente da contenere e da tenere ben presente a tutti i livelli. Perché quando parliamo, e qua mi metto anche il cappello da ecologista, l'ho detto più volte, quando parliamo per esempio di tematiche ambientali,
collegate anche alle cabinovie e altre cose, dobbiamo ricordare che quando si parla di interventi ambientali, ecologici, climatici, chi ne ha più danno sono proprio le fasce deboli della popolazione, sempre. E qua noi dobbiamo ancora lavorare tanto. Allora, io ringrazio Giorgio Cecco. Grazie a voi. Lo liberiamo un po' di minuti prima della fine della trasmissione, intanto magari possiamo inquadrare i giornali in attesa che Giorgio Cecco esca dallo studio. Grazie ancora, grazie, buon lavoro. Allora, come potete vedere, torniamo pure sul Corriere della Sera online, perché è la notizia insomma, purtroppo del giorno per quanto riguarda la politica internazionale. Lo si temeva, Israele ha attaccato l'Iran, colpiti i siti nucleari e militari, uccisi il capo di Stato Maggiore e la guida dei Pasdaran, Teheran lancia 100 droni, non ci porremo limiti, Trump non possono avere l'atomica. Questa è la notizia. Non so se c'è una telefonata in linea. Pronto? Sì, buongiorno Bosazzi. Nivea al deve telefono. parlare con me, deve accontentarsi. Sì, no, ma sapevo, perché volevo dire la mia opinione sulla cabinovia, che guardando adesso il servizio di Corriere della Sera mi sembra una piccola cosa la cabinovia, eccolo. Allora, quella signora di Barriera che ha detto che è la via più trafficata, io vorrei che andasse a abitare in via Commerciale, dove ci passano tantissimi bus, macchine in salita, con frizioni, con freni. Ecco, avendo la cabinovia, forse il traffico sulla via Commerciale, dove ci abitano ormai tante persone, sono state costruite anche case nuove, sarebbe più leggero. Ecco, perché andare a abitare in Barriera e pretendere di non avere traffico penso non sia una cosa giusta. D'altra parte in via Commerciale c'è un problema, è l'unica strada praticamente che porta direttamente in città e non c'è un piccolo problema, c'è un grande problema. Grazie Bosazzi, mi scusi per il mio sfogo, però insomma con questa cabinovia hanno proprio rotto tutti quanti, perché sembra che il fulcro sia la cabinovia. Ci sono tantissime cose più importanti, come quelle che ha detto Cecco adesso a Prosecco, di quei ragazzi. Che sono molto bravi, devo dire la verità, quella è una bellissima iniziativa. Grazie signora Nivea, buona giornata. Grazie. Allora, sempre per quanto riguarda il Corriere della Sera, così Netanyahu ha deciso di attaccare, l'ordine dato lunedì, la telefonata con Trump, i leader degli Stati Uniti sapevamo ma non siamo coinvolti. Lunedì il premier israeliano ha parlato 40 minuti con Trump, l'operazione si chiama Leone che sorge e Tel Aviv ha dichiarato lo stato di emergenza. È tutto per questa edizione di Sveglia Trieste. Vi ricordo un po' di appuntamenti odierni, perché ce ne sono parecchi. Abbiamo nel pomeriggio alle 17:55 Trieste in diretta, che oggi è dedicata alla cultura essendo venerdì, poi il telegiornale delle 19:30. Dalle 20:05 alle 20:25 saremo collegati dal Cirque du Soleil per preparare appunto i triestini alla prima dello spettacolo. Torneremo anche dalle 21 circa alle 21:30, quando alle 21:30 appunto partirà la puntata odierna di Ring. Grazie a tutti, buon proseguimento e arrivederci.